Andiamo. Allora, amici bellini, sponsorizzato dal fluido.net, tra l'altro, ecco qua. Kvicha Kvaratskhelia. Tra l'altro devo ringraziare Angela e anche un altro utente, adesso non mi ricordo il nome, devo vedere un pochino. Dario che ha preso una maglia da Messico 86 e vai. Bravi, bravissimi, vediamo a parlare tra di noi perché insomma questo è un recupero, vuole essere un recupero della live che non ho potuto fare del post Roma e ce la dobbiamo godere, anche se insomma c'è stato il video di approfondimento perché io sono tornato a casa tardissimo, mi sono rivisto la partita minuto per minuto, credetemi, ho fatto la nottata ma è stato un piacere anche dormire di meno per vedere poi come il Napoli ha affrontato con quella voglia di recuperarla, di non accontentarsi del pareggio e anche mi piace sottolineare che nel primo tempo c'è stato un dominio totale, proprio a dispetto di quello che possa essere la narrativa di Mourinho, di altri. Siamo proprio contenti, siamo proprio soddisfatti dell'atteggiamento della squadra, delle scelte di Spalletti, perché sono arrivati i cambi un po' più presto come ci auspicavamo, utilizzare Simeone è uno di quelli che devi utilizzare al più possibile e andiamo a salutarci perché è importante salutarci, siamo già in tanti e avete già lasciato dei like preventivi, quindi Angela Torre, possessoressa di tazza, molto bene, quindi cin cin. Grazie Pepsi per il like preventivo, anche quello di Alfredo, la recuperi dopo e anche mi fa piacere. Sì, pare proprio che la Cremonese stia in vantaggio a Roma. Guardiamo quella fotografia, mi pare proprio Mourinho l'ha postata, la fotografia, tutti adesso contro la Cremonese, orgogliosi della partita. Sì, fatto la partita che dovevano fare, anche tosti alla Roma, però le facce dei giocatori della Roma non erano proprio che poi quando prendi gol, cadono delle certezze. Stiamo vedendo cosa succede con il Milan. Un abbraccio a Jacopo, un abbraccio Luigi, a Carla, a Marco, a Roberto. Roberto, io sto leggendo, ci vuole un po' di tempo, ma devo leggere, ma poi quando ci sarà un po' più di tempo a disposizione sono giornate un po' pazzesche, sono martedì pazzeschi tutti i giorni, anche per le mie cose lavorative, stasera ce n'è un'altra e quindi dobbiamo fare il che fare. Valeria, quanto è bella quella classifica, veramente bellissima, io penso che non ce l'ho qui, ma la conoscete bene, la conoscete benissimo. Hand pink waving, è proprio questa. Ciao Gaetano, si è partito nonostante il che fare in live. Salvatore, Valentina, asta del penoso finora fantacalcio, vi recupero domani, un abbraccio a Valentina. Sì, anche per il nostro fantacalcio del canale con gli abbonati è arrivato il momento insomma di fare l'asta di riparazione. C'è chi aveva puntato su dei giocatori che sono infortunati, chi deve migliorare la rosa. Io languo in classifica giustamente perché ho fatto una scelta precisissima, non considerandomi un esperto di fantacalcio, non considerandomi fortunatissimo al gioco, mi sono concesso tutta una serie di giocatori dell'Inter, del Milan, della Juventus. Non ho preso e non schiererei mai giocatori del Napoli perché voglio vedere i giocatori del Napoli schierati contro di me distruggermi.
quindi non ci tengo al fantacalcio, anzi ho inguaiato Tatarusano, mi sono preso i portieri del Milan, li ho inguaiati completamente, Magnan e Tatarusano, tutta la difesa dell'Inter che subisce gol spesso, e 6 partite sconfitte, il centrocampo un po' della Juve me lo so preso, i fagioli, ma insomma centrocampo della Juve, e poi un attacco misto che a volte funziona e a volte no, l'importante è che vinca il Napoli. Buonasera Emanuele, Navajo, Luca Schettino, un abbraccio, la Roma perde, lo sappiamo. Una canzone per Kvara, vai Emanuele, fammela arrivare via Instagram in qualche modo, ce l'ascoltiamo. Mourinho contro Cremonese, non ci sta capendo niente, tenetemi aggiornato ovviamente sulla partita della Roma, ci interessa, anche se la Coppa Italia non è più cosa nostra. Napoli Alfredo, Sciaico, un abbraccio a Polli che mi darà anche modo di controllare quanti like stanno arrivando. Polli che fa video reaction che diventano virali, molto bene, molto bene. Costa Baldi, e subito partiamo con una domanda tosta di scuola, così me ne rimane o va via. Se continua così e se vince, anche se non dovesse vincere il titolo di capocannoniere, sta facendo vedere un repertorio così ampio, sta facendo vedere un po' più di calma nei confronti di arbitri e avversari e anche di compagni. È uno di quei pensa che io oggi sono andato a giocare a pallone con degli amici e subito uno mi ha detto tu Napoli, perché tenevo ovviamente la tuta del Napoli, Osimhen, Osimhen sì, Osimhen in Premier dice che se lo prenderebbero, se lo truccherebbero subito, però avrà il costo che avrà. Ma lo state vedendo quanto sta spendendo il Chelsea, loro non si fanno problemi. Se il Vermouth si può permettere di offrire 30 milioni, la vedo difficile che resti a lungo, magari un anno in più se lo può fare, anche per godersi la maglietta col tatuaggio, non è il tatuaggio, lo scudetto. Eventualmente si dovesse fare questa cosa, questo miracolone quest'anno, questa cosa bellissima, che diciamo, lo scudetto, anche lo sfizio di indossarla quella maglietta con lo scudetto addosso è tutta tua, se la sei meritata, te ne vuoi già andare. Buonasera Blackish. La migliore Roma degli ultimi 2 anni ha perso contro Napoli che ha giocato in ciabatte senza impegnarsi più di tanto, perdono e piangono. Adesso so cosa provavano io 5-6 anni fa, ma Fabrizio, in ciabatte non lo so. Il Napoli ha fatto la partita che doveva fare senza impegnarsi più di tanto. Adesso sta girando un video anche Gerardo Marino che fa vedere i nuovi entrati come sono andati a lottare per quel pallone sulla bandierina, Raspadori, Oliveira che non mollavano, tutti Elmas che insomma il Napoli ha giocato. È chiaro, non si può pretendere una goleata tutte le volte, però dai, bene, vai Kepler, continua alla grande. Mi hai ascoltato a Radio Kischis, è un piacere sentire la tua allegria, prepara la valigia e torna a sta casa. Aspettate, grazie Alberto, sì, mi hanno chiamato al volo quelli di Generazione X, non mi ricordo come si chiama la trasmissione, Football Generation, ecco, sì. Era previsto un collegamento, io pensavo andando a giocare a pallone magari ci colleghiamo dal campo, ma chi resta fino alla fine della live avrà una sorpresina di campo, ve la godete, insomma, così. Insomma, una trasmissione leggera dove si vive il calcio in maniera più anche sbarazzina, e ci piace perché poi è un gioco. Bollitigno ha avuto il coraggio di dire che meritavano di vincere, si è mangiato 3-4 gol. Nel frattempo voi vi iscrivete al canale Telegram che trovate sotto in descrizione se è il caso. Posseditrice, bravo Mauro, perché non potevo mai indovinarla, grazie. Vincenzo Altrui, vediamo un pochino Nicola, assolutamente sì, buonasera, 100 like non sono male, possiamo migliorare. Buonasera Fabio, buonasera a tutti i capolisti, era da tantissimo non riuscivo a sentirti in live, grazie mille Matteo,
Vincenzone di guida, mi raccomando i like, c'è anche l'ottimo Fabio Versatile, non dimenticare di guardare gli short che posta Valerio e continuare a lasciare i like che sono propedeutici. E bravo Fabio, iscrivetevi al canale Telegram per non perdere nulla. Molto bene, ed è proprio vero, bravo Fabio che me lo ricordi, perché gli short molto spesso hanno un algoritmo diverso, arrivano ad altre persone, YouTube sta cercando di pushare gli short per combattere contro TikTok, che non è una piattaforma che io conosco bene, che non amo e che non riesco a tenere d'occhio. Troppe cose non si possono fare. C'era anche il canale Twitch, ma veramente troppo. Io voglio almeno fare una cosa bene e spero di fare YouTube bene, con video praticamente quotidiani e le live quando si può. Però gli short servono poi anche a far girare il nome e qualcuno può capitare per caso. Buonasera Gianni, Frank, Luca che era allo stadio, che emozione, al secondo gol abbiamo tutti detto e capito che questo è l'anno dello scudetto, tanto non lo vinciamo lo scudetto, e proprio subito uno dietro all'altro. No, io non ce l'ho Filippo, non ce l'ho, e se dovessi averlo un giorno, no, vi confesso che facendo il canale, insomma, qualcuno che ha i contatti diretti con il presidente, io l'ho incontrato, più di uno, quindi io avrei anche la possibilità prima o poi di mettermi in contatto diretto, però non lo faccio perché non mi sembra il caso, ci deve essere una distanza, secondo me, tra quello che è il presidente di una squadra di calcio e un semplice tifoso, anche se il tifoso è un content creator. Io non voglio sfruttare questa cosa per fare qualche like in più. Se in questo momento bisogna lasciarli lavorare, bisogna lasciarli in pace, e anche quella reazione che lui ha avuto quando il tifoso gli dice lo vinciamo quest'anno e lui lo perdiamo, ma che cazzo di domanda, e io sono con lui in questo caso, perché lasciami stare, e poi prima della partita c'è tensione e lasciamoli lavorare, che stanno lavorando bene quest'anno. Lo preferisco quando non parla mai, quando non tweet, non parla mai. In questo caso il tweet è stato doveroso per dover dire che quella era tutta ironia, un'ironia che si può fare in maniera diversa, sicuramente, che si può evitare. Nel momento in cui tu sai che ti chiama un tifoso, devi preventivarlo che ti sta registrando, perché quando gli capita più al tifoso, e quindi devi preventivare che questa cosa poi esce, anche perché siamo a Napoli e lo sappiamo benissimo. È evitabile, però non è successo niente. Io non mi unisco al filone di chi poi vuole fare lo scoop, eccetera eccetera, e quando poi come si dice, a scatole chiuse, a bocce ferme, eventualmente si potesse fare una domanda. Io ho delle domande per il presidente che vanno molto oltre il campo di gioco, perché è lì che voglio vedere il visionario. Se tu riesci a vincere, che si fa? È un unicum oppure si punta e si sfrutta la vittoria per fare una crescita che ti permette poi di puntare? Perché si è sempre detto questo del Napoli e quest'anno si conferma. Il Napoli non parte mai da favorito, visto che quelle tre che sono sorellastre, hanno sempre un budget diverso, hanno delle possibilità diverse, sono pompati dai media in maniera diversa, hanno più tifosi, quindi hanno le televisioni che li seguono, eccetera, eccetera. Il Napoli deve approfittare dei momenti di defiance. Quest'anno il Napoli sta approfittando alla grande dei momenti di defiance, cosa che poteva accadere anche l'anno scorso, però il Milan è stato più bravo di noi ad approfittare della defiance dell'Inter. Quest'anno l'Inter perde assai, il Milan sta in defiance, che erano loro insomma i campioni uscenti, e il Napoli invece ne sta approfittando, quindi si lascia lavorare e si vede cosa si può fare per il futuro. Per la nottata, lo so Angelo, ma questa ormai è la mia vita, vivo con tutti e due i fusi orari. Un abbraccio anche a te Cirottolo, buon che fare a tutti. Buonasera Roberto, nel frattempo i messaggi scorrono, cerco di recuperarli tutti ragazzi. Bellissima Messico 86, purtroppo non ho potuto ascoltarti da vivo a Napoli, ma mi piacerebbe un giorno ascoltarti live. Grazie mille amico mio, apprezzo tanto i complimenti per quanto riguarda la musica. Non ho scritto molte canzoni originali, questa era una intima confessione. Messico 86 la potete trovare su Spotify, su tutte le cose, Apple Music, e lo trovate anche sul canale col video ufficiale, quindi mi fa piacere
che vi sia piaciuta. Nel frattempo però mi sa che devo ringraziare Diego Pugliese, che a questo punto io fermi tutti e lo ringrazio in un certo modo. Perché oramai sta diventando una cosa di... Vedi, c'è il segnalibro perché stiamo leggendo. Diego Pugliese, Anni da Cani. Questo video non è sponsorizzato da Diego Pugliese, ma dovevo assolutamente ringraziarlo per il graditissimo omaggio, libro che trovate nelle migliori librerie. E Anni da Cani, non pensate che non sia, perché si vede e non si vede, ma qui c'è una TV con il campo e c'è un orsacchiotto praticamente che sta guardando. Insomma, ragazzi, è un libro che entra nella memoria di un ragazzino che diventa tifoso del Napoli e che non se ne vede proprio benissimo nei primi tempi. E quindi Diego, dai, è arrivato il momento anche di festeggiare per una volta. Fammi riprendere il tuo messaggio e ti voglio ringraziare. Nel frattempo mi state dicendo il 2-0 della Cremonese, ne parleremo sicuramente. Dov'è? Eccolo qua. Stanno finendo. Ah, vedi? Grande. Allora, ancora prima di leggere il messaggio, era giusto ringraziarti per il pensiero. È bellissimo, è azzurro, non c'è rosso, è tutto azzurro. Grazie Diego, che bella penna, come l'altro amico Francesco Fucci. Allora, vediamo un pochino, era quello che volevo sentirti dire. Grazie Filippo. Il Milan mi sembra molto accorto nello spendere, però ha sbagliato il mercato estivo. Sì, e non hanno indovinato degli acquisti, sicuramente dovevano fare qualcosa di meglio in attacco. La difesa forse aveva avuto l'anno scorso un anno di grazia, e adesso anche insomma senza il portiere titolare diventa dura. E a centrocampo, insomma, sì, l'anno scorso si è vista la crescita esponenziale di Tonali, adesso devono fare di necessità virtù. Va bene. Sì, ci arrivano le notizie, andiamo a vedere. Autogol, mi risulta autogol sulla mia app. Nel primo tempo c'è stato il penalty di De Sers e mi pare autogol, vediamo un pochino. E sono 3. No, il Pidio, ma tu mi parli della Cremonese, non credo che sono 3 gol della Cremonese, ma non importa, non ha importanza. Io ho presenziato una live musicale di Valerio mesi fa e sinceramente devo ancora riprendermi. Un bacio a Polly. Francesco Rogazzo, vogliamo scrivere una song insieme? Francesco Rogazzo, che poi conoscendo i tuoi, come si dice, il tuo background musicale, sicuramente uscirebbe una cosa che va dal jazz e arriva al funk. Ci divertiamo, dai. In ciabatte all'Anghissale, vai. Sì, sono un po' in ciabatte. Siamo tra di noi, ragazzi, siamo tra di noi. Io sono nato nel 94, mi piacerebbe vedere il Napoli in festa. Meite della Cremonese comunque come vice Anghissale sarebbe il top, veramente bravo. Mi è sempre piaciuto Meite, vi devo dire la verità. Si è un po' perso, insomma, Torino, passaggio al Milan breve, poi è andato nella Cremonese, però come giocatore, insomma, di centrocampo, fisico, mica male, a me non mi è mai dispiaciuto. O Meite o Tameze, bei profili. Come stai? Ci parleresti degli ipotetici 3 scudetti che revocherebbero alla Juventus e potrebbero finire la nostra bacheca? Non so come la vivrei sinceramente. Questo sicuramente è un tema, Gennaro, adesso ne parliamo subito. Ringrazio nel frattempo. No, ma veramente? Tanto ancora un infortunio, non ci posso credere. Diventa una barzelletta. Comunque, faresti un video per Spalletti come facessi per Gattuso e come no? Solo che, e ti ringrazio Jacopo, all'epoca il video per Gattuso era era già nell'aria, perché si sapeva, si era capito che c'era rottura tra Gattuso e la società e già si era chiamato Spalletti, perché poi ce l'hanno detto chiaramente. E quindi io volevo far arrivare comunque un pensiero di gratitudine per quello che Gattuso aveva fatto. Ricordiamocelo, il girone di ritorno. Adesso non sta avendo un buon periodo, è licenziato anche dal Valencia, però all'epoca a me Gattuso piacque perché
ci fece ritornare a galla dopo un momento di apnea nel secondo anno di Ancelotti, che veramente fu drammatico, perché tu c'hai Ancelotti, fai il primo anno dove non ti avvicini mai al secondo posto ma non rischi mai il terzo, quindi un'annata abbastanza anonima, e poi nel secondo anno ti rilassi talmente tanto quando ti allontani poi dalla vetta, ricordiamoli sempre quelle schifezze arbitrali di quell'anno di Ancelotti, non ce le dimentichiamo mai. Però serviva uno che ti riprendesse, perché stavamo dall'altra parte della classifica, ricordiamocele bene le cose, e quel Gattuso lì che si fece prendere lo bot Gaddem perché bisognava sistemare il centrocampo, non ce lo dimentichiamo, ci portò comunque un trofeo che nelle nostre bacheche sta largo, perché non abbiamo la bacheca che cade di trofei. Poi aggiungici che al di là del gioco espresso e dei risultati del Napoli in campo, Gattuso mi fece capire delle cose dalle sue interviste, dalle sue conferenze stampa, che mi hanno fatto andare un pochino più nel profondo di certe dinamiche societarie che alle volte mi lasciano perplesso. Poi si chiude la pagina, si arriva a Spalletti, che io ho apprezzato perché tutti mi dicevano che De Zerbi italiano eccetera eccetera, ho detto no, se si può prendere uno con esperienza, perché altrimenti facciamo la fine di poco prima con Gattuso, che gli si può dire, ed è giusto, che non aveva l'esperienza adatta per poi gestire i momenti di crisi. Spalletti sicuramente l'esperienza ce l'ha, è uno di quelli che ha vinto più partite in Serie A, un record come allenatore, e quindi gli ho dato il benvenuto con grande piacere. Il video di Spalletti per Spalletti in questo momento non è necessario, perché Spalletti gode di una buona fama e di una buona reputazione tra tifosi e addetti ai lavori. Se dovesse succedere qualcosa di strano, ci pensiamo, oppure volendo andare proprio nel profondo, visto che non sono sicuro che Spalletti voglia rimanere, si potrebbe pensare a un video per Spalletti per convincerlo magari a rimanere, o dargli la voglia di aprire un ciclo, e perché no. Vi bacio, vi ringrazio e andiamo a vedere altri messaggi. C'è anche Peppino di Palma qui in Texas, nella zona di Fort Worth. Dallas sta nevicando, ha nevicato un pochino pure qua, Mario, stanotte. Poca roba, però fa freddino. Quanto guadagna Pogba per stare in infermeria? Questa è una domanda straordinaria, veramente straordinaria. E per quanto riguarda la domanda sui 3 scudetti eventualmente poi riassegnati, io onestamente preferisco di no. È chiaro che quello scudetto di Sarri grida un po' vendetta. Vittorio Pensa, fatti ringraziare. Vittorio, grazie mille per il supporto. Quello di Sarri grida un po' vendetta, onestamente, perché ce lo sentivamo nostro, però stavamo sempre lì a rincorrere. C'era quella squadra che l'avevamo battuta, lì aveva tutta una serie di motivazioni anche simboliche, la vittoria della squadra più operaia, che senza i grandi ingaggi, con il gioco di squadra e con la gioia collettiva, andava poi con la partecipazione di tutti, perché il Napoli doveva segnare facendo toccare il pallone anche al portiere, era tutto bellissimo. Però essendo Sarri poi passato all'altra sponda, essendo diventato uno di loro dopo, non glielo voglio dare questo sfida. Non ci serve uno scudetto retroattivo, io mi voglio godere lo scudetto attivo, presente, di oggi, contemporaneo, tutto meritato da noi, senza nessun tipo di quello è venuto meno, perché che la Juventus sia venuta meno succede dopo il 5-1, quindi non veniteci a dire che la Juventus adesso perché è stata penalizzata, altrimenti la Juventus sono 3 anni che non sta andando bene. Bisogna dirlo tranquillamente, avrebbero probabilmente dato fastidio per il 4º posto sicuramente, ma il Napoli sta battendo il Milan in questo momento, che sono i vincitori uscenti, e sta battendo l'Inter, che ha sempre una squadra come rosa sulla carta più forte di tutte le altre, e che però sta sbagliando qualche partita di troppo. E quindi il Napoli, che non le sta sbagliando, merita sul campo
di mettersi il 3 e non il 5 cartonato, 5, 6, quante ne volete voi. A me sta bene il 3 adesso. Poi perché sennò ci sfottono, quanto l'hanno sfottuto all'Inter con lo scudetto di cartone, eccetera, eccetera. Lasciamoli dire agli altri gli scudetti 38 invece che 36. A noi ne bastano 3, ma a soddisfazione, veramente a soddisfazione. Vi bacio e vi ringrazio. Sì, Blask, fai bene a ricordarlo, perché lì mi fece veramente male, proprio non ci volevo credere che andò proprio lì, sconfessando se stesso, una serie proprio di atteggiamenti insopportabili. La Roma perde 2-0 e ce lo diciamo. Lo scudetto di 91 punti era nostro, non sarebbe di cartone, lo so Carla, però come fai a spiegarlo alla narrativa? Uno se lo sente proprio anche se non ce l'hanno dato, poi avere poi questo carico pendente che poi i tifosi sfruttano, perché non si tira in ballo anche la cosa della Fiorentina, di Orsato, di Inter, Juventus. È difficile poi completare tutta la narrativa, ti liquidano dicendo che è uno scudetto che non meriti, però magari volendoci pensare, se vinciamo quest'anno meritando, improvvisamente invece di passare a 3 passiamo direttamente a 4. Lo vinciamo talmente tanto che ne meritiamo 4. Hai ragione Brian, non hai torto. Chi ruba che è scudetto di cartone, quello si chiama doping finanziario, con cui prendi giocatori che non potresti avere, e non abbiamo dubbi. Adesso sono arrivate anche le motivazioni, ragazzi. Quando ci raggiungerà Guido tra poco, se volete chiedergli domande un po' più tecniche, siate liberi di farlo, insomma, perché si continua, no? La narrativa, e loro cercano per forza di metterla in caciara includendo questi tifosi. Se poi perdete i tifosi, magari perdete i tifosi, non è che stiamo revocando la Juventus e quindi tutta quella fetta di tifosi non si guarda più il calcio perché non c'è la Juventus. Prima di tutto il calcio è calcio, cioè voi vi state guardando, i miei amici bellini, vi state guardando Roma Cremonese perché vi interessa il calcio. Che ci sia o meno il Napoli in ballo, noi ci guardiamo la Premier, ci siamo guardati i mondiali. Il calcio è il calcio, con o senza la Juventus, e questo è importante dirlo. Che poi voi continuate a dire che è un'ingiustizia, l'avete fatte voi queste cose qua, non c'è stato il complotto, abbiamo individuato e quindi togliamo da mezzo voi. No, l'avete fatto tutto voi, con cose scritte a penna, con le cose scancellate a penna, con le intercettazioni, con i giornalisti di Tutto Sport che sapevano, anche loro intercettati, che parlano con Paratici e sottacciono, hashtag sottacciono volontariamente la verità e le cose fatte senza criterio. Quindi è triste, bisogna pagare le conseguenze. Che le conseguenze possano essere 15 punti quest'anno, come fai a decidere che sono 15, come fai a decidere che è quest'anno, ne possiamo parlare quanto volete voi, sono anche d'accordo, non lo so, dovrebbe essere retroattivo da quando hai cominciato le intercettazioni, ma sappiamo che il sistema non c'era prima delle intercettazioni, probabilmente c'era anche prima. Quanto lo vuoi retrodatare? È difficile. Quanto lo vuoi far pesare nel futuro? Perché adesso, ok, schiaffetto sulle mani e si ricomincia. Devi fargli avere quello che si meritano. E quindi lì, sull'entità della punizione, della penalizzazione, lì se ne può parlare, ma che tutto finisca in non fa niente, non è successo niente, è veramente inaccettabile, perché poi non perdete i tifosi della Juventus, ma perdete tutti gli altri tifosi d'Italia. Perché poi vorrei sapere, adesso la Lazio, la Roma, l'Atalanta che si stanno giocando un posticino in Champions, se gli ridanno i 15 punti alla Juventus, si stanno zitti loro? Non dicono niente? Va tutto bene a tutti? Sarebbe un peccato. Sarebbe veramente un peccato, e devo ringraziare Mario Cutolo. Ciao a tutti, oggi non lavoro perché sta nevicando il ghiaccio, mi riscaldo con il tuo channel e la passione per il Napoli. Grazie mille Mario, stai al calduccio, ce ne stiamo al calduccio tutti insieme con la community che fa, come si dice, la passione scalda il cuore, e ti ringrazio tantissimo.
Vedi, io non assegnerei lo scudetto a nessuno, onestamente, tanto si sa come va a finire con questi sfottò, almeno nessuno la vede e si va avanti. Sì, sono d'accordo Roberto. Ti ringraziano anche gli amici mod, Mario, e andiamo a vedere. Ah, è bravi, il nome che non ricordavo nemmeno, mamma mia Francesco, mamma mia. Abbiamo ridimensionato battendo il Juve, Lazio, Atalanta, Roma. Il Milan si è ridimensionato da solo e l'Inter pensava di averci ridimensionato. Esatto, adesso resta quest'unico dualismo un po' perché è la squadra più vicina a noi, come seconda in classifica, e un po' perché ci hanno battuto. È chiaro, ci dovessero battere ancora una volta, si passerebbe da meno 13 a meno 10. Comunque c'è un bel margine, se vogliamo. Però poi sono le altre partite che devi vincere quando il Napoli dovesse inciampare. Non è facile, ma stiamo lì a vedere. Sottacciono, esatto, i famosi sottaceti sottacciono, va bene così. Allora, andiamo a vedere. E pretendono pure di urlare le loro regole. Questa cosa dell'ingiustizia è bellissima, che si sentono anche defraudati, accerchiati e complotto. Dopo fai notare a Guido un elemento di incostanza rispetto al passato. Con la Roma in casa, quando si lottava per lo scudetto, non si è mai visto, sia nei 3 anni di Sarri che l'anno scorso. Bene, Filippo, sicuramente Guido l'avrà notato, questo ce lo segniamo. Infatti questa era una partita tosta, una partita che storicamente era tosta per il Napoli, quindi ha valore anche doppio se vogliamo. Se proprio vogliono fare una cosa buona, questi scudetti non ne servono a nessuno, deve servire da monito, così ci vergogneremo come sistema calcio italiano per i prossimi 100 anni. Giusto Claudia? Tra l'altro ragazzi, se voi andate poi a vedere i giornali o le testate, insomma anche web dell'estero che parlano della Serie A e loro non la mettono su sottile la Juventus con chi si è messa d'accordo così, loro dicono che fanno di tutta erba un fascio, la Serie A è una vergogna. È semplice, ne va di mezzo anche il Napoli, inevitabilmente, anche se non è così. Loro vedono la Serie A, vedono lo scandalo, poi devono approfondire, ma nel frattempo che approfondiscono e sentono la confusione che arriva dal paese, dove uno dice non è successo niente, un altro dice non sussiste il fatto, Gravina che dice mi sento male che la Juve è così, i tifosi avversari che esultano, non ne va bene, non va bene nessuno da tutto questo. Roberto De Se, fatemelo ringraziare a Roberto. Dopo lo scandalo sui comportamenti e non sulle plusvalenze, come ancora dice la stampa italiana, saranno intraprese delle riforme a livello FIGC. Lo aspettiamo ovviamente, aspettiamo gli sviluppi. Roberto, il tuo pensiero è giusto e merita un approfondimento che possiamo anche chiedere a un amico che non ci fa mancare la sua presenza ed è Guido Gentile. Sta leggendo. Mancano 4 secondi e 1 al Boston Garden. Los Angeles Lakers, Boston Celtics in America, sapete, si scrive prima il nome della squadra in trasferta. Sono 105-105. Possesso di palla è dei Lakers, che quindi possono concludere la partita. Rimessa laterale, la palla finirà, è proprio il caso di dirlo, a LeBron James, che ha appena raggiunto il record di tutti i tempi, ha superato il mitico Kareem Abdul-Jabbar con il marcatore di tutta la storia dell'NBA. Sfida i Celtics 1 contro 1, arriva fino in fondo, sotto mano, ma la palla finisce incredibilmente fuori perché LeBron James ha subito 2 contatti, di cui il secondo clamoroso, si dispera a terra, si tocca i capelli che non ha, ma non c'è nulla da dire. Beverly coglie la macchina fotografica di uno dei fotografi a Borgo Calpo e fa vedere lo scatto incriminato a uno degli arbitri, che tronfio addirittura di fischia fallo tecnico. La partita andrà ai supplementari e vinceranno anche per questo fallo tecnico i Boston Celtics di misura, interrompendo la piccola striscia di vittoria dei Lakers, che stanno faticosamente cercando di raggiungere, sono terzultimi in classifica, i playoff. Erano 22-24 come
vittorie e sconfitte, sono passate 22 a 25, poi 22 a 26, l'altra notte hanno vinto, una sconfitta pesantissima. Il giorno dopo, e Valerio adesso vi farà vedere lo screenshot che gli ho mandato, che si chiama NBA 2. Ci siamo. Perché gli amici Berini sanno che noi facciamo tutto in diretta, non ci prepariamo niente, perché vogliamo anche essere sorpresi l'uno con l'altro. Eccolo qua. Ah, Pausa. Suspense. la suspense è bellissima. Eccolo qua. Questo è il netto, la meta stufata è preso dal profilo di LeBron James, quindi lo citiamo, è proprio suo, che ironicamente dice che stoppata, gli ha proprio portato via il braccio, e quel fallo gli ha rallentato, insomma, la parabola di tiro, il sottomano. E il giorno dopo, dicevo, questo è bello. Quello che adesso Valerio vi farà vedere. Ma pensa te. Questo è lo scatto, ingrandiscilo, ovviamente in inglese, perché il capo responsabile degli arbitri nell'NBA 8 ore dopo, vedete, quindi il giorno dopo, ve lo lascio in inglese perché questo deve essere, insomma, il massimo della testimonianza giornalistica, cioè, e non il per sentito dire. Proviamo a tradurlo, insomma, come tutti gli altri, anche gli arbitri commettono errori. Noi ne abbiamo commesso uno alla fine della partita di ieri sera ed è stato straziante per noi. Ecco, questa giocata peserà molto, loro si rendono conto che potrebbe essere decisiva anche alla fine della qualificazione dei playoff e causerà notti insonne, mentre ci sforziamo di essere i migliori arbitri possibili. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, buonasera Valerio. Tu consentirai di salutare a questo punto, è doveroso, tutti i fotografi. Sì, perché ci danno modo anche di rivivere le cose quelli compresi e quelli incompresi. Caro Valerio, non abbiamo dovuto aspettare 4 anni per vedere una stucchevole, noiosa e anche irritante messa in scena televisiva, dove tra l'altro non c'è mai stata un'ammissione di scusa, ma una contraddizione a quella che è stata fino a quel momento sempre una delle verità arbitrali che non si può valutare dalla televisione, perché sei distante e solo da vicino puoi vedere l'intensità di un contatto, e invece il problema era troppo vicino. Dopo quella trasmissione siamo tornati giustamente alla narrazione che il VAR certe cose non le può decidere, perché solo l'arbitro in campo può vedere se l'intensità del contatto era tale da giustificare un rigore, però in realtà non ci sono mai state pubbliche scuse. Abbiamo dovuto aspettare più di 150 partite, 4 anni per rivedere Orsato in televisione, e quindi non è stato necessario per l'NBA, e per loro è una grande notizia, invece per noi questo ha evitato a loro di subirsi, per esempio, centinaia e centinaia e centinaia di trasmissioni settimanali oscene, con personaggi osceni, irritanti, volgari, che non hanno nessun grado di preparazione, anche se ovviamente, diciamo, entriamo in un settore molto delicato dove siamo sconfitti in partenza, perché chiaramente a volte parliamo di colossi che uno dice hanno carriere eccezionali, enormi, ma qui dovremmo aprire una parentesi: qual è il sistema Italia, non solo il sistema giornalistico, ma il sistema proprio di la cosiddetta meritocrazia. No, gli arbitri dopo poche ore hanno messo a tacere: si può sbagliare, e si può sbagliare con quello che è uno dei 3-4 giocatori più leggendari a questo punto della storia dell'NBA, con una squadra che insieme ai Celtics ha vinto più titoli, quindi nessun complotto, nessuna congiura e nessuna nemmeno plusvalenza farlocca, semplicemente un errore. Ma con questo sistema di trasparenza, e anche con questo sistema di trasparenza, l'NBA ribadisce la sua totale supremazia, non solo mediatica, di credibilità economica, spettacolare e anche di meritocrazia sportiva. I Lakers quest'anno
non vinceranno il titolo e forse non andranno nemmeno, giustamente, perché hanno una difesa molto rivedibile. E invece noi siamo costretti a sorbirci da anni, non solo questa settimana, 99,99% di stupidaggini, fuffa, violenza, divisione, volgarità, violenza a volte anche fisica negli stadi, e l'1% diciamo di qualità, perché in fondo si parla di campo realmente, perché anche poi sul campo noi dobbiamo fare la tara di quante cretinate sono state dette. Tornando, probabilmente tu vorrai sapere, non dirò nulla sulla partita, anche perché ormai l'ha analizzata Spalletti e mi trova, cioè, non posso mai dire mi trovo d'accordo, avrei detto pure io, alcune cose non mi sono piaciute. La cosa importante è che sono 0 i punti del Napoli e questa è una splendida notizia, perché è in perfetta media classifica. Guido, non entrerò nemmeno in contraddittorio con gli imbecilli del multiverso che definiscono un seguace della logica deduttiva fissato con i numeri, complottista. Invece per le amiche belline e gli amici bellini che sanno benissimo il confronto tra i punti che Napoli ha fatto il girone d'andata con la Roma e i punti che Napoli ha fatto il girone di ritorno con la Roma, avendone fatti 3, ha confermato i 3 e quindi non è andato a -1, -2, ha detto è un'ottima notizia, i 0 punti, chiaramente sono 3 per quanto riguarda la classifica di Serie A, una classifica tra l'altro ci porta molti dubbi visto queste penalizzazioni, svalenze. Alcune squadre hanno confermato i loro punti come l'Inter, alcune li hanno persi, anche se era un solo pareggio il Milan, e quindi già sotto, anche la Juve ha confermato di 0 punti con il Monza. E questa è un'ottima notizia perché il Napoli ha concluso il girone in andata, e va detto, tornando al campo, con 50 punti pesanti, no? C'era Rino Tommasi che mi sembra con non so se era con Scandagatto o con che coniava, no, era proprio Rino Tommasi che coniava il termine, no, tra 3-0 pesante o leggero nel tennis. Pesante perché bisogna sempre ricordare che il Napoli nel girone di andata ha effettuato 10 trasferte e 9 partite in casa, e delle 7 sorelle, tranne se stesse, delle 6 sorelle che ha affrontato, 5 le ha affrontate in trasferta, quindi è un 50 punti che pesa di più, perché nel girone di ritorno, per forza di cose, dovendo essere 19 le partite in trasferta, 19 le partite in casa, avrà una partita in casa in più, e visto che il divieto di trasferta per 2 mesi dei supporter napoletani, per i soldi, successi di delinquenti sull'autostrada, detto, no? Non è detto che sia un male questo fatto che è una partita in casa in più, anche se nelle prossime 4 3 saranno in trasferta. Quindi il Napoli conferma i 3 punti con la Roma e mantiene alta la quota scudetto, e in questo modo obbliga le altre squadre, se l'Inter vincesse tutte le partite, tutte, potrebbe arrivare al massimo 95 punti, 94 punti, e quindi il Napoli dovrebbe fare quei 95, io ho detto che si chiuderà a 91, forse anche un po' meno, quindi è facile capire che la prossima settimana, a dispetto della retorica, 11 finali, il campionato è lungo e tutte queste cose qui, Inter-Milan, insomma il derby non solo toglierà dei punti a una delle due, a solo uno, ma stabilirà la quota scudetto di una delle due, tutte e due. Cioè, nel caso il Milan dovesse perdere, è facile fare che se il Milan dovesse vincere tutte le partite, in questo momento il Milan potrà arrivare al massimo a 92 punti, perché è a 38, e beh, è chiaro che se il Milan dovesse perdere l'ennesima partita sarebbero 89 punti, quindi a Napoli basterebbe fare i 40 punti del girone di ritorno. E dice bene, poi la chiudo, Spalletti, che in questo momento, forse perché ha ascoltato quello che dicevo io, che forse stare in alto alla classifica ce l'hanno sempre raccontato a Napoli che doveva essere stressante, l'esame di maturità, la versione di latino, eccetera, eccetera. No, si sta benissimo, stressa sempre di più gli altri. Non a caso, da quando l'abbiamo detto, e tanto almeno male non porterà questo Guido Gentile, il Napoli da 3 punti di vantaggio adesso ne ha 13. Forse non era tanto stressante stare in testa. È la rincorsa che ti logora. Quindi ci sono alcune squadre e non si capisce sulla Juventus. Bisogna tenere la barra dritta. Il prossimo mese è un prese, secondo me, decisivo. Non decisivo che poi, insomma, quello che potrebbe pensare, no, decisivo perché se tu confermi almeno 10 dei 12 punti, ti concedi il pareggio, vi posso assicurare che stressi oltremodo le inseguitrici,
ma oltremodo, anche perché se poi a un certo punto tu hai confermato abbastanza punti, è impensabile che nelle 5, 6 partite ne perdi 6 su 5, eccetera. Quindi nei prossime 5 partite devi far bene, perché è adesso che dai la mazzata finale al campionato e poi puoi andare col pilota automatico. Non è facile, non è scontato, nulla è scontato nella vita, nulla è facile nel mondo degli adulti. Era una citazione a uno splendido film. Saranno importanti chiamiamole rotazioni, il coinvolgimento di più giocatori possibili. C'è ancora qualcuno che non è coinvolto, Demme prima di tutto, però insomma questa vittoria con la Roma è una vittoria veramente pesante che inizia a mettere il colore rosso qui. Il rosso è l'unico rosso che accetto. Guido, fammi ti interrompo perché non ho capito, ma Ripest sta scrivendo amore, non ce la faccio più nel senso di te, non so a chi si riferisce, noi siamo insospettabili, quindi organizzati, oppure Fabio, pensaci tu, perché qua cerchiamo di parlare di sport. Quasi. Stavo rivedendo, perché forse in base a tutte le cretinate che abbiamo sentito in questi giorni ho detto fammi vedere se sono io che ricordo male il diritto commerciale o gli sistemi finanziari del bancari. Ho detto prima di far dire qualcosa di sbagliato al canale di Valerio, e quindi metà sport e metà finanza, però. Sì, ma poi ci piacerà rientrare, perché adesso sappiamo le motivazioni. Se prima avevamo fatto delle ipotesi senza sapere le motivazioni, adesso possiamo entrare un pochino più nel dettaglio. Per chiudere un pochino l'argomento Roma, perché questo vale anche come prepartita, un altro elemento sfizioso da considerare è che il Napoli non aveva una tradizione positiva contro la Roma in casa. Sì, tra l'altro per esempio l'anno del secondo scudetto, quello scippato, mancato, mai chiarito e mai verrà chiarito, quello della Magica, no? Tutto nacque da quella sconfitta 1-2 in casa con la Roma, che Napoli che ha vinto tutte, tranne un pareggio, molto, molto spesso la sconfitta con la Roma, come la vittoria all'Olimpico con la Roma nell'anno del primo scudetto, fu la chiave di svolta. Da quella domenica il Napoli divenne capolista e non lasciò più la testa della classifica. A volte la sconfitta con la Roma è stato l'inizio della fine. Io ero molto preoccupato, scrivevo a Valerio e Fabio, ho detto invece questa vittoria è importantissima. Il Napoli, ragazzi, deve fare 11 vittorie, con gli altri 13 deve fare 10 vittorie, 2 pareggi, si può concedere una partita sfortunata, una sconfitta. Con le 6 sorelle di fare 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ha già fatto una di queste 2 vittorie con le 6 sorelle e l'ha fatta subito. Perdere subito sarebbe stato molto molto negativo. Più tardi avvengono gli inciampi, meglio è, perché poi è impensabile che tu concentri tutto alla fine, quindi è meglio distribuire. Quindi è una vittoria molto più importante di come, tra l'altro, Guido, ricordi dalla narrazione. Ricordi l'anno scorso, no? Che ci fu il pareggio, quello al 92esimo di Sciavani, sì. Sì, e poi diciamo fu il pareggio con la Roma che fu accolto quasi, vabbè, il pareggio con la Roma ci sta, e tu ci dicessi no, proprio quelle partite quello all'andata, quello sì, dell'andata, lo 0-0, e lì diciamolo tra quella vede che tu fossi l'unico al mondo, sì, in questo multiuniverso, che disse no, questo pareggio qua non mi soddisfa, nonostante stavamo nel grande filotto, insomma, di tutte le 8 vittorie consecutive. Sì, lo spiegai pure, non è disfattismo, perché è chiaro, pareggio a Roma ci può fare, ma gli dissi questa è la cartina di tornasole per capire se tu hai quel passo in più per vincere lo scudetto, esatto, perché hai detto altrimenti ti va benissimo. Sì, scusa, io pensavo al ritorno, noi facciamo 0-0 all'andata e 1-1 al ritorno, e poi si è verificato, quindi siamo arrivati nemmeno secondi l'anno scorso, terzi, da ricordare. E invece bisogna dire che quest'anno è cambiato tutto, perché nonostante la Roma non solo non ho difficoltà, ma ha molto piacere a dirlo, ha fatto una gran partita, la migliore della sua stagione, è totalmente diversa da quella che tutti i miei colleghi avevano descritto, le battute sul pullman, non ha fatto messo il pullman. Poi la Roma è una delle squadre che in Europa non solo difende meglio e concede meno tiri, occasioni da gol, ha fatto una gran partita nei limiti delle sue capacità tecniche e tattiche. Cioè, la cosa importante che
ci ha fatto ben sperare che dopo il gol, che è avvenuto dopo alcuni minuti che il Napoli non aveva la solita capacità di recuperare palla, si è molto accusato Lozano, però bisogna vedere, quell'azione è stata ripetuta, tambureggiante, eccetera, quindi non è stato un lancio casuale, come capitava a volte con Gattuso out. Beh, subito dopo quel gol il Napoli non solo non ha avuto paura di perdere, ma ha mostrato solo voglia e coraggio di vincere. Infatti ha ripreso il possesso del gioco, ha fatto delle azioni, diciamo, continue, e poi insomma un giocatore, io ho già manifestato tutto il mio amore calcistico, chiaramente non sentimentale, perché abbiamo rispettive compagne per Simeone, però non è veramente facile, scontato e nemmeno abitudinario, dobbiamo dire, quello che lui sta facendo, quindi non considerano nemmeno il fatto che siccome lui sta facendo sempre così dovrà essere sempre così. C'è la stagione che sta facendo Simeone, è una stagione eccezionale, perché non solo per i gol pesantissimi, questo è un gol da 2 punti, no? Era un pareggio, ma per qualità di gioco, per impegno, per concentrazione, per sorriso. Io mi sto godendo l'uomo dei numeri, che sono fissatissimo con voi con i numeri, a volte posso sembrare molto freddo, però in realtà, lo dico sempre, durante la partita io mi regalo gioia anche da un sorriso, da una scivolata, da un fallo laterale che tu concedi a un compagno, perché il calcio dovrebbe essere gioia, prima e dopo può diventare motivo di studio serio, però durante la partita dovrebbe essere motivo di gioia, e io nonostante tutto ho ancora, diciamo, questa gioia, soprattutto quando ci sono dei ragazzi che riescono a trasmettere. Uno su tutti, sono molto contento, e chiudo questa pippone. Cosa dissi, diciamo, che Osimhen doveva migliorare in 3 settori, cioè quello caratteriale, perché perdeva molte energie fisiche, quello tattico, perché a volte sembrava un corpo avulso dal gioco, questo non si... e poi tecnicamente, insomma, migliorabile. Possiamo dire che è migliorato in tutti e 3 settori. Molto più attento al raccordo della manovra del gioco, si sbraccia di meno. Osimhen, mi spiace dirlo per Mourinho, è stato tartassato dai falli. Io sono molto arrabbiato per la munizione che ha preso. Lui ha preso un fallo reiterato in quell'occasione, trattenuto, rigirato, eccetera, andato in spaccata. Quella non è né vigoria sproppositata, né imprudenza, né fallo. È un normale contatto, eccetera. È un fallo, ci può stare, che è però conseguente a un fallo doppio non fischiato Osimhen. Intanto me lo porti a 2 munizioni. Sono ancora lontana alle 4, ma come è successo per Kim, una per una Anguissa, adesso Kim è a 4 ed è in diffida. No, non ci stava. Ha detto, Osimhen è stato tartassato, non ha mai protestato, gli hanno anche preso in pieno un polso, casualmente rispetto al fallo di Anguissa, perché è stato... Però prima era stato strattonato, ristrattonato, poi cadendo quello gli ha calpestato in pieno in polso. Il fallo è stato molto duro, è stato a terra per 2 minuti, poi è uscito, gli hanno fatto un bendaggio rigido per non farli muovere per implicazioni, diciamo, il polso. Osado non ha fischiato, non puoi non fischiare una cosa del genere, ma quantomeno per sincerarti, metti che si è fratturato il polso, fa male. Non ha buttato fuori, no, non mi è piaciuto nulla, non ha inciso del giornale, però ci sono tanti però. Dire Mourinho che fa il cascatore, ce l'ha in squadra il cascatore, e lì ha ragione a vederlo fluido, quanto conta la maglietta, perché un paio di cascate di Dybala non sono state fischiate alla Juve, quelle che venivano fischiate. Gli ha detto alzati. I replay poi sono stati abbastanza imbarazzanti per Dybala, perché aveva preso l'aria, per dire, no? Ma insomma, finiamola qui. Nell'NBA 8 ore dopo chiedono scusa alla nazione e dicono dobbiamo diventare quella cosa che ha insegnato quel professore, no? In quella lezione. Scusa, è stata colpa mia, che cosa posso fare per migliorare? Scusa, hanno detto, è stata colpa nostra ed è anche grave, dobbiamo migliorare. E l'hanno fatto con una dichiarazione, basta, finite polemiche. Non esatto. E mi hai toccato anche l'argomento di Dybala, quindi prendo questa domanda di Fabio, che più o meno già è un po' intrinseca nella tua risposta. Su cosa si basa la frase di Mourinho: Dybala è più forte di tutti i calciatori del Napoli, se anche stasera è entrato e non ha toccato palla. Ricordiamo che penso stia per finire, insomma, il 93esimo, Roma 0 Cremonese 2. A questo punto tifiamo, anche perché ci ha eliminato, per quelli che ci hanno eliminato, cioè la finale della Coppa Italia, penso che ormai, tranne insomma
rivoluzionò inciampi del maestro Sarri e Inter-Lazio, prima che qualcuno, i professorini, Guido, sì, lo so che è la semifinale, ma la cosiddetta ormai finale anticipata, cioè c'è anche un Liverpool Real Madrid agli ottavi di finale in Champions League, ci sono a volte realmente, d'altronde lo possiamo dire che una finale anticipata è stata la finale due volte negli ultimi 3 anni, quindi insomma sono andate in finale queste almeno sulla carta. Poi Inzaghi si mostra sempre più re di coppe, però sarebbe anche bello, pensate, per la gioia, per la piccola cittadina, no? Portare quella squadra in finale, perché comunque per il cerimoniale si gioca a Roma con il Presidente della Repubblica, mentre per la Fiorentina altre volte, non che sto gufando, gli amici della Fiorentina, no? Però sto dicendo diventa un motivo per ribadire ancora che poi il discorso che ha fatto oggi un collega da me, io l'ho spento perché non ce l'ho fatto più a sentire minchiate che diceva, scusate il termine siciliano, ma non posso dire altro, è proprio contrario non solo alla filosofia dello sport, al fatto che il calcio viene dal basso, ma è proprio contrario al buon senso. Alla fine se io ho sempre più potere e più giocatori, agli altri gliene tolgo, è chiaro che la forbice si allarga, ma se io avessi avuto meno giocatori e i miei avversari anche a testa uno in più di più, questa forbice di competizione e competitività era un po' più stretta, no? E se l'anno dopo una di queste squadre ne avrebbe avuto uno in più e io uno in meno, era lì in testa a testa. È un discorso abbastanza semplice e logico, no? Noi più l'allarghiamo e più è un gioco per pochi, quando dovrebbe essere un gioco per tutti. E quindi ben venga che la Cremonese, se ce la farà, andrà in finale. Il Napoli è l'unica squadra della storia del calcio italiano a aver vinto una Coppa Italia giocando però in Serie B. Dalla Serie B, è vero. Nel frattempo sulla domanda che mi hanno fatto, sì. Mourinho, secondo me in questi anni è infelice, ed è infelice a Roma perché non compete per i titoli, dicono un grande motivatore, ma è chiaro che ci sono delle esigenze, se no non rispondevo, non solo di bilancio ma anche di immagine. Dybala è stato presentato all'americana perché d'altronde la Roma è una società americana, è stata acquistata anche da un gruppo molto solido che ci sanno fare, pensate, le presentazioni anche prima di ogni partita, no? dell'NBA. Io invito tutti ad andare a vedere almeno una volta nella vita una partita dell'NBA o di un altro sport, è spettacolo puro, è emozionantissimo, è un investimento importante, è un investimento anche molto rischioso, perché Dybala, è giusta questa domanda, è giusto rispondergli bene, ha anche una clausola molto bassa, un punto interrogativo, quindi è un investimento che va valorizzato ed è un ragazzo, la famosa chiacchierata che io feci con Montervino, adesso ve lo confesso di no, fu molto tecnica, anche su dei programmi tecnologici che insieme a professori universitari Montervino sta sviluppando, e saluto il capitano, e lui mi fece, cioè facciamo una chiacchierata bellissima, dice sono d'accordo con te su tutto, poi mi chiese Guido, ma tu lo vedresti bravo a Napoli? No. E lui mi salutò, e adesso non siamo d'accordo. E io dissi, capitano, però le spiego perché, rigorosamente di lei, anche se sono molto più vecchio io di lui, che tristezza quando tu scopri che sei più vecchio dei tuoi eroi. Sì. Persona educatissima, ma anche molto preparato, molto di più di quello che può sembrare in TV, e già sembra bravo. E gli spiegai perché secondo me caratterialmente, tecnicamente non che è un giocatore che valuto male, ma che non si innestava bene nel Napoli di De Laurentiis, attenzione. E quindi Mourinho, che lo sa, e chiudo, sa benissimo quali sono i pregi tecnici e i limiti caratteriali, altrimenti che ne diceva tutto sport. Oggi faremo le citazioni, anche perché era la prima pagina quando diceva che Dybala era molto meglio di Messi, eccetera. Non mi sembra che ha fatto la carriera di Messi. Poi alla fine il talento nello sport esce fuori, ragazzi. Se tu sei un campione, vai a giocare con i campioni. Quindi lo deve fare, sia perché la Roma ha investito molto anche da un punto di vista mediatico, sia perché non deve ammazzare, già sta ammazzando un sacco di suoi giocatori, detto, no, almeno con Dybala lo deve fare. Cioè, Mourinho quest'anno ha fatto fuori più di un suo giocatore. E poi veramente andremo a giocare Valerio e io, ci devono prendere come svincolati, perché come svincolati ci possono mettere a contratto. Nulla è facile nel mondo degli adulti. Di che film è? Domanda per Guido.
The Weatherman. La pronuncia Michael Caine, che è il padre del protagonista, che è Nicolas Cage. È un film delizioso, dello stesso regista della trilogia dei Pirati dei Caraibi, che è assurdo che fece questo film, che è una delizia ed è per tutto molto più piccolino, più intimo, ed è molto vero quando lui fa un po' il mammone, un po' e poi dice niente è facile nel mondo degli adulti. Torniamo Tra un l'altro pochino Michael Caine è pronunciata, scusate, da me probabilmente l'avrò pronunciata anche per far ridere, non la voce di Luca Vard. Sentite da Michael Caine, chapeau, 2 volte premio Oscar. Gli amici bellini sono ancora assetati di tattica e di campo. Pamper Focaccia ci chiede tatticamente, Guido, cosa ne pensa della sostituzione insieme di Olivera e Elmas, visto che il Napoli ha subito gol poco dopo? Beh, comunque il Napoli stava, non dico soffrendo, comunque stava accusando. Se rivedete con serietà, non da tifosi, la partita, bisogna essere onesti che c'era successo qualcosa di insolito per il Napoli. Non solo che l'avversario attenua molto palla, ma noi non riuscivamo a riconquistare. Secondo tempo, Guido. Inizio secondo tempo, Roma proprio in possesso di palla e noi un po' più bassi. Sì, ma noi abbiamo questa caratteristica di riconquistarla sia con un pressing alto che un pressing meno alto, abbastanza velocemente, veramente meno di 6 secondi. C'è stata un'azione che è durata 2 minuti e mezzo, tu con 3 calci d'angolo consecutivi, e tu non sei riuscito a togliere la palla alla Roma, quindi non è tanto gli uomini. Tra l'altro molti davano invece Olivera perché è il più fisico di Mario Rui, no? Le sostituzioni, anzi meno male che non le ha fatte tardive, perché poi dovete vedere che il Napoli ha avuto la forza per poter andare a vincere, quindi quel gol, diciamo, era nell'aria, anche perché non hanno giocato male, era nell'aria anche per meriti della Roma e perché forse il Napoli ha anche rifiatato. Mi dai uno spunto, Guido? Ti faccio finire. Non mi ricordo se l'ho detto nel video perché l'ho registrato di notte. Nell'azione del gol, la sventagliata che poi porta al gol di Esharawi, si può notare Osimhen in area di rigore nostro che è tornato a difendere. Vuol dire che era un momento proprio della gara dove il Napoli stava soffrendo. E non è un momento di calcio d'angolo, perché ho pensato magari tu guardi gli highlights, è un calcio d'angolo. Invece no, che è un'azione e pensa addirittura quanto stavamo in quel momento minimo di sofferenza che Osimhen ha sentito l'esigenza di venire a dare una mano addirittura in area di rigore. Ti faccio finire, vai. No, ma hai detto bene tutto tu. La Roma ha pagato a carissimo prezzo la prestazione, come è successo per esempio quest'anno qualche volta all'Inter, a Milan, con il Napoli, perché no, vale, figurati, il canale è tuo. Perché che cosa abbiamo detto? Insomma, lo dice il campo, non lo dice il campo da tifosi. Il Napoli gioca a un ritmo superiore a tutte le squadre italiane, a un ritmo europeo, non a caso. Non faccio più battute che non fare l'Europa. Sappiamo ha vinto 5 partite su 6, un Champions League in un girone, possiamo quantomeno dire non facile. Quando va sotto ritmo, sotto il suo ritmo, quindi diventa un ritmo del campionato italiano, non facendo falli, nonostante tutta la narrazione che diceva, continuano a dire Kim, cioè Napoli ha 187 falli fatti, tanti, cioè per andare a 180 non c'è nessuno a 180, 190. La squadra che ha meno falli dopo il Napoli, la Lazio 207, che sono 20 in meno. Poi dobbiamo andare a 240 in su, cioè l'Atalanta 248, no? L'Inter 245, Roma 243, quella è la media. Vabbè, Torino 286, Verona 295, Napoli c'ha 27 ammonizioni. La squadra che ha meno ammonizioni, la Juve 33 e 37 con i rossi e i doppi gialli, il Napoli non ha rossi e doppi gialli. Poi la media è sopra i 40 delle squadre, con squadre che ne hanno 49, 50. Il Milan ha 50 ammonizioni, la Sampdoria 63, diciamo, il Torino 46, la Lazio 43, la Lazio del maestro Sarri. No? Quindi non è che potete pretendere che questi ragazzi 90 minuti, perché a questo punto abbiamo capito anche dalle trasmissioni, anche se non ho fatto i calcoli ieri sera, non mi trovo con quei minuti che ti ho fatto vedere, non si capisce quali sono infatti... tu giochi 90 minuti tutta in sesta, la seconda partita tutta in sesta, e ci sono anche gli avversari. Napoli in quel momento ha giocato sotto ritmo, sotto il suo ritmo, la Roma ha giocato sopra il suo ritmo e non ce la fa per 90 minuti, non ce la fa ogni 3 giorni.
Non è tanto il cambio dei giocatori, perché quelle azioni, e dal primo minuto del secondo tempo che la Roma si è vista che era più alta e ha incominciato a maneggiare le azioni. Napoli ha fatto anche delle azioni dove poteva fare sia con Kvara, quindi si dice, l'ha detto un georgiano, Kvara, non Quara. Possiamo dire certamente che si dice così, Kvara, non Quara. Vabbè, quindi lo dicevamo bene. No, e qua mi prendo lo sfizio, insomma, di farti dire, perché noi adoriamo Simeone. Io ho detto levi Petagna, metti Simeone, milioni. Guido vi ha parlato di Simeone adesso, così dovremmo aggiustare un pochino questa media, perché non ci troviamo, e non è una questione solo delle trasmissioni, perché a partire dall'app ufficiale del Napoli, che non considera i minuti di recupero, e visto che Simeone è entrato più nei minuti finali e quindi si è fatto più minuti di recupero che minuti effettivi di partita, non è proprio così la media. È una media comunque impressionante sicuramente, però i numeri che stanno girando su Simeone non sono precisissimi, perché se tu valuti, Valerio, la prestazione, qualunque persona può dire bravissimo, scalzo, non sa tirare di destro, eccetera, però se tu fai una trasmissione, una finestra sui numeri, quindi è sui numeri e dai una media, quello è. Poi Simeone segna un gol ogni 77-8 minuti, perché ha giocato 220 minuti in campionato, 267 in UEFA Champions League e 135 in Coppa Italia, 623 in totale, ha segnato 8 gol. Se fai 77,8 però viene virgola 77,875, quindi è una bufala quella che sta girando sul web, e io l'ho dichiarato alla prima giornata l'amore mio, perché l'ho visto già come è entrato Simeone. Ho detto, poi l'ho detto quando Valerio incautamente mi ha chiesto di partecipare a quel recap, non alla fine del girone di andata ma alla fine della pausa, non pausa, eccetera. Però sono, anche perché ci sono gol che noi abbiamo fatto nei recuperi, gol che uno subisce nei recuperi. I recuperi fanno parte del calcio, sono 221, ma anche togliendo i recuperi non ci troviamo con quelle cifre. c'è qualcosa che non va. Guido, come valuti il caso Zaniolo? È simile a quello successo con Milik al Napoli? Questa è una domanda importante, che secondo me è un discorso, ma è un discorso a perdere, perché, come scrisse il New York Times, i dirigenti del calcio italiano sono scarsi, l'ha scritto il New York Times, no? Lì dovrebbe esserci neanche un accordo tra gente e uomini, ma proprio un protocollo tra tutti i presidenti, perché poi tutti provano a fare i furbi. Ricordiamoci il caso Cassano mise le mani addosso, cioè riprese al presidente della Sampdoria, fu messo fuori rosa e se lo prese il Milan quando Napoli e Milan erano testa a testa. In Napoli quell'anno poi prese Ruiz e Mascara, quindi la punizione di Cassano fu che vai a giocare nel Milan e a vincere lo scudetto. Questa è storia, non sto parlando. Poi c'è sempre un presidente che prova a fare il furbo e si prende il cosiddetto giocatore lavateste, cioè troppo potere ai giocatori, troppo potere ai procuratori, quindi servirebbe proprio un protocollo dove tutti i presidenti, i direttori sportivi sono d'accordo e lo rispettano, per dare, non voglio chiamare un codice etico di comportamento, ma qua sembra, oltre che un buon senso, parliamo proprio neanche di educazione. Comunque sono miliardari, per quanto tu dici 1 milione, lì ne vanno a dare 2,5, ma chi di noi vedrà mai 1 milione di euro? Tra l'altro in pochi mesi, in 9 mesi, cioè, per dire. Quindi lo valuto male, ma non è il primo, non è l'ultimo, non sarà l'ultimo, purtroppo, perché questo è il calcio italiano, se no non avremmo la narrazione su quello che è accaduto, sta accadendo e accadrà sulla Juventus che stiamo avendo, cioè, purtroppo è questo. Possiamo fare infiniti casi, l'amico Bellino ha fatto Milik, ma veramente possiamo metterci a fare il Salvini di turno, non la finiamo più. Male, cioè lo reputo male, però ripeto, ci saranno sempre il direttore sportivo che fa il colpaccio e spera che poi non faccia casini, no? Pensiamo a quello che è successo per Balotelli, no? Sì. Che ogni volta c'era una promessa, adesso farà il bravo, adesso mi commesso, sono maturato, adesso sono maturato. Se un calciatore non matura per i 25 anni, scordatevelo che è maturo. E ci sono dei giocatori, pensate a Marek Kansi, che si è tagliato la cresta, che a 19 anni, quando è venuto a Napoli, sembra già un ometto fatto. Puoi maturare anche più tardi, però non bene.
Non bene, anche però va detto, la violenza verbale, Cioè, fisica, cosa di tutto questo mondo fomentato dalle mie colleghe, da un certo giornalismo scade malissimo, perché lo ignori, ma non è che devi augurargli nulla, uno non può uscire di casa, perché poi lì non la minaccia farlocca e anche un autogol dei tifosi, diciamo, da Zan, come se da Zan avesse un ruolo di quello che sta succedendo, non è il giudice sportivo, la procura, quindi fa vedere solo le partite, e quindi adesso ve le andate a vedere sul pezzotto, cioè fatemi capire, cioè, quindi il calcio andrebbe riformato dai terreni di gioco che fanno schifo fino ai procuratori. Cioè. No, ci arriviamo al discorso della narrativa sul caso Juventus, ci arriveremo perché sto prendendo nel frattempo, ragazzi, parecchie domande anche al riguardo. Per rimanere un attimo in tema Napoli, egregio dottor De Gile, è sempre un piacere sentirla. Tempo fa disse che al Napoli per vincere serviva un allenatore freddo. Spalletti come lo sta vedendo in riferimento a ciò? Spalletti non è basti pensare ai pessimi rapporti che gli attribuiscono, perché possiamo dire che questa narrazione è filosofico nelle sue conferenze, narrazioni, ma lui per esempio l'ha detto che quando c'è da parlare con i giocatori non pensate che anche in panchina Valerio, che è attentissimo, poi tra l'altro vivendo a New York e quindi sentendo le telecronache e guardando le partite, canali legali, no? Perché fa i suoi abbonamenti esteri, si è accorto, quindi non è che la pandemia è Gattuso urla, tutti gli allenatori danno indicazioni e stai in un campo, ovviamente nessun campo è grande, ricordiamolo sempre, come il Camp Nou, che 135 per 90.000, non si capisce quanto è largo, però campi di calcio sono da 110, 105 a 68, 65, cioè per farti sentire, non puoi dire Mario Rui, cortesemente stringi più la diagonale, non ti sente manco il tuo secondo a fianco a te. Tra l'altro ricordiamo in stadi dove sono più piccoli ci sono 15.000 persone, quindi insomma, la banalità del racconto lo vedo abbastanza tosto. In più, per chiudere, si è capito, lo dicemmo subito, lo intuimmo, il buon Valerio, il pessimo Guido, diciamo, lui ha studiato in questi 2 anni forse un po' di più di Allegri e non è tornato qui, non ha i capelli, quindi certamente non possiamo dire a pettinare le bambole, concedetemi la pessima battuta, è tornato qui per una ragione, inferocito, lui è stato abbastanza umiliato, mandato a casa, c'era una squadra che aveva molti problemi, sia tecnici, tattici, disciplinari, con Vandamaria che ha fatto casini inenarrabili, i Carli, economici, comunque ha quadrato una buona squadra. Le 2 qualificazioni su 2 Champions l'Inter le ha fatte, Mazzarri no. Quello insomma doveva fare, l'ha fatto, esonerato, tenuto a casa 2 anni, come si dice in gergo, no? Se l'è legata al dito, quindi non sa, se le guardate tutte sicuramente le partite del Napoli, non sarebbe venuto sicuramente se il Napoli avesse avuto una rosa nettamente più scarsa, perché non è scontato vincere, ma ancora quest'anno. Però sappiamo che il Napoli in questi anni, ricordiamolo, no? Diciamo, ha virtualmente, perché questo dovrebbe far riflettere i juventini, c'è il valore nuovo, ha vinto più di uno scudetto. Cioè, il Napoli, Valerio, ha fatto, per darti idea, 1018 punti, il Milan 931. La differenza tra il Napoli e il Milan, tra il Napoli da Donadoni, cioè quindi non mi vado a prendere l'ultimo Napoli, pessimo di Napoli, a oggi, è un campionato, è lo stesso campionato che passa tra i 1109 punti e i 1018 della Juve. Solo che la Juve ne ha 29, dice vabbè, al Napoli qualcuno, e il Milan 2. Non ti dico, quindi tra il Milan e la Juve c'è un abisso a questo punto, e anche più dell'Inter che nel 1952. E sta per sfondare i 1000 gol fatti, perché sono 989. Il Milan ne ha fatti 839, 150 in meno. 2 campionati, mediamente si fanno 75 gol. L'anno scorso ne ha fatti 69, il Milan l'anno 2 campionati senza segnare. E dice vabbè, allora famosa le difese, perché deve anche continua a essere anche in difesa superiore
al Milan 530, anche all'Inter 553, anche tutto là. Con questi numeri e in tutte le classifiche, tutte le statistiche, il Napoli è primo, tranne nei punti complessivi quello della Juve, ma non ha vinto nessuno scudetto. Quest'anno è primo per punti, gol fatti, gol subiti, differenza reti, possesso palla, tiri tentati, tiri nello specchio, ultimo per falli fare e secondo, primo per assist, primo in tutte le classifiche tranne per calci d'angolo, ed è primo. Eppure viene sminuito la sua. Quindi è gli anni passati che c'è un valore che non funziona, che doveva intanto sospettire, perché il calcio è uno sport particolare, però noi non stiamo prendendo, Valerio, un intervallo di tempo come fece un collega e fece arrabbiare Antox e Sassa a nostra convenienza, 2 anni, 4 partite, no? Sto prendendo 14 stagioni pure Sì. le più sfortunate. È chiaro che dice il quando, sì, però perché tu quando ti mancava 2 punti poi ti arrivava la cosa sfavorevole, è anche lì il quando, no? Certo. La gente non ricorda perché sempre c'è, come si chiama, Pjanic, Inter, 2 Napoli di Mazzarri, dove un anno se il mio Cavani con un Brescia, un anno maggio, se vuoi te lo mando lo screenshot, e finirono quelle partite 2-0-0 e Napoli a punto col Milan e perse 2 punti per stargli poi perse con l'Udinese ed era un gol clamoroso non dato. Sono tanti quandi nel calcio, però diciamo il Napoli ha rappresentato in queste stagioni un valore anomalo per i napoletani, intendo negativo, nel senso che e adesso ha quello che si merita, cioè il Napoli non ha un punto in più di quello che merita sul campo, non puoi dire anche partite che uno ci si è sofferte, ma la partita della Roma poi alla fine si è andato all'attacco, Lozano si è smangiato un gol, Kvara sul passaggio di Lozano ha stoppato male, no, poi se n'è andata a prendere la vittoria, non è che è rimasta tutti dietro e la Roma chissà come si è fatto autogol, tra l'altro con un gol bellissimo, quindi Spalletti secondo me per rispondere definitivamente, scusate sempre la lungaggine, sarà abbastanza tosto perché per lui vincere o non vincere non è come la stessa cosa, cioè è anche autorestituirsi. Lui ha fatto degli anni alla Roma bellissimi e qualcosa, perché quello che sto dicendo sul Napoli può valere anche in alcuni anni per altre squadre che non con Totti che si arrabbiava, diceva funziona sempre così, però effettivamente poi a determinate partite arrivavano determinate situazioni, no? Un po' la domanda di Gregorio è un po', diciamo, sui generi, difficile immaginarsela. Vorrei sapere da lei un Mertens dietro Kvara ed Osimhen quest'anno cosa ci siamo persi? Immagino 2 cose da dire su questa cosa. Innanzitutto sarebbe stato ottimo perché non solo tatticamente e tecnicamente, ma proprio umanamente, perché abbiamo visto come lui a volte ha favorito il processo di inserimento nel tessuto sociale cittadino. E poi ovviamente tu sei prima di tutto un uomo, è vero, ti allenerai 2 ore la mattina, 2 ore al pomeriggio, giochi ogni 3 giorni, però il resto delle 20 ore c'è una fidanzata, una moglie, un amico, un amante, quello che cavolo vuoi, visto che chi è che ha fatto adesso la battuta bellissima a una presentazione, no, Sorrentino apro una parentesi che io mio fratello mi ha fatto vedere, poi faccio un regalo a tutte le amiche belline e agli amici bellini sul Napoli, circola sul web che hanno ripreso un discorso di matrimonio bellissimo in una villa spettacolare a Capri e uno si aspettava, no, vi ringrazio di questo invito, trionfa l'amore eccetera in questo luogo bellissimo, e non posso dirmi le risate che ci fa fare Sorrentino perché col suo stile assolutamente anticonvenzionale, questa ironia che può sembrare spigolosa, sono 6 minuti e 10 di pura, anche se non è un film, non è una cinematografia, però con Sorrentino tutta diventa spettacolo immagine. Allora lui citava, ciascuno di noi a fine estate sta pensando alla scuola, al lavoro, alla moglie, al bagno da ristrutturare, all'amante, mi era rimasto impresso. No, molto bene Mertens, che adesso è sparito dalla narrazione di un noto sito che continuava a nominare la moglie, forse perché continua a segnare e far sorridere anche tifosi di altre squadre,
ormai non è più il nostro giocatore, è venuto a Napoli, nascosto adesso, è venuto a Roma, è venuto a Roma, ha già promesso che lui festeggerà come un pazzo, non oso immaginare che cosa succederà nella terrazza della sua casa a Palazzo Nonanna se Napoli dovesse vincere lo scudetto. Mi immagino tipo una settimana di festeggiamento, è capace veramente che sta salire. Infatti questa è una confidenza che possiamo fare alla community. Io quando ne abbiamo parlato io e te, che ci siamo scambiati l'ultimo gol insomma di Mertens e i sorrisi che stanno facendo in Turchia, loro sono anche loro saldamente in testa alla classifica e mi farebbe piacere che anche Mertens quest'anno possa vincere con la sua squadra in modo tale da festeggiare quasi più organicamente qualcosa anche con dove ha messo le mani in un'altra nazione. Il ragazzo se lo merita tornando al campo, intanto umanamente, per la forza che ha dimostrato anche negli anni difficili dove soprattutto il primo anno di Sarri dove insomma veniva ignorato, sarebbe stato utilissimo perché lui è un maestro in quella zona che è una zona difficile, ma se tu la interpreti bene diventa decisiva, no? Perché l'ultimo passaggio, il raccordo che ti mette in porta. Piuttosto dobbiamo essere, per concludere, un po', ormai il passato non lo puoi cambiare, un po' infelici perché non tanto ormai, anzi dobbiamo essere felici, ve l'ho detto sempre, per la vita, e auguriamo a Driss di portare la sua bellezza, lui che è il piccolo Ciro, che diventerà il grande Ciro pure lui, in giro per il mondo, perché sono cittadini del mondo, ma hanno deciso di rimanere a Napoli quando, per gli infortuni che ha avuto Osimhen. Quelli hanno sicuramente, che adesso non vengono più ricordati, è chiaro, non potendo giocare il suo processo di maturazione, no? Probabilmente non possiamo essere certi, ma visto come si sta sviluppando sarebbe venuto prima. Valerio vi diede una chiave di lettura che probabilmente si è avverata, o quantomeno dobbiamo tenere in considerazione, cioè l'aspetto umano, la paternità ha contribuito a questa serietà, però lui ha saltato mezzo campionato una volta e quasi mezzo campionato un'altra, e significa non poter, perché per quanto ti alleni con i tuoi compagni, poi alla fine devi affrontare l'Inter, ed è stato un peccato, e io quello che vi posso, in questi anni non vi ho mai illuso, quello mi posso permettere non di suggerirvi, neanche di consigliarvi, semplicemente vi dico quello che sto facendo io, prendetela o buttatela in dove volete come confidenza. Io mi sto godendo ogni sorriso di Osimhen, perché secondo me è un ex, l'ho scritto in privato a Valeria, adesso per me è un ex giocatore del Napoli. Mi meraviglierei se l'anno prossimo indossasse la casacca del Napoli, non lo vedo proprio più giocatore del Napoli, non ha niente a che fare con il calcio italiano, è già e sono anche contento se va via, cioè io sono un uomo veramente generoso, non perché me lo dico egoisticamente, da tifoso del Napoli lo vorrei il più tempo possibile, chiaramente, anche perché il ragazzo è molto giovane e quindi insomma, mamma mia quanta roba, ma così diventi egoista, diventi come il maschio possessivo, la femmina è mia, non può uscire dal bagno, no, non funziona così. Poi diventa poi tardivo come Koulibaly, cioè questo ragazzo merita dei palcoscenici di grandissimo livello, e il campione italiano soprattutto, sia che si comporti in maniera seria con le sentenze che avverranno, sia che, come stiamo temendo, visto le dichiarazioni anche del ministro dello sport, andrà a far ridere, non è destinato nei prossimi anni a essere la punta di diamante dei campionati europei, diciamo. Però ho detto, la storia ci dice che tranne Lavezzi gli attaccanti a Napoli rimangono 3 anni, che sia, o anche meno, che sia Higuain, che sia Cavani, che eccetera eccetera, quindi adesso è pronto, può ancora migliorare tantissimo nei 3 aspetti, caratteriale, tecnico e tattico, però lui il primo anno quel gol che ha fatto la Roma non lo faceva, non lo pensava. Non lo pensava, è vero. Non lo concepiva. Bello questo messaggio di Giovanni che dice Mertens se lo merita, e a questo percorso di questa stagione ci siamo arrivati anche grazie alla scorsa e quella di prima. È giustissimo e condivido in pieno, perché proprio perché è un percorso, perché non si arriva, noi ricordiamo facciamo quinti, terzi e speriamo quest'anno primi, quindi molto interessante. Ragazzi, sto raccogliendo un sacco di domande molto belle e Guido, io che ringrazio sempre per la sua disponibilità sulle disdette, la telefonata di ADL,
rimaniamo un attimo ancora in tema Napoli, poi dopo deragliamo sulle questioni meno calcistiche. Domanda per il signor Gentile: ritiene plausibile il tutti liberi dopo la fine di questa stagione? È replicabile in un contesto più challenge l'impresa di vincere il titolo? Simile questa domanda di Elpidio a questa considerazione: visto che non possiede nessuno dei 7 pilastri utili alla vittoria, dobbiamo considerare la stagione in corso alla stregua di quella del Verona o dell'Ester, cioè di unicum. Questa è una persona che ha sentito io ho un multiuniverso, visto che poi qualche imbecille ha detto ma chi è questo complottista, e ho sviscerato solo numeri, mi sono sentito con Valerio, ma ho detto non ho tempo di riguardarmi, cioè posso essere sicuramente noioso eccetera, ma ha detto parla, era scontento del Napoli, mi sembra esordito con dobbiamo essere felici, non possiamo che essere felici del Napoli, tutti i dati, tutti i trionfi, il record di tutti dei punti, vabbè, lasciamo siamo perdere. andati oltre. Sì, no, vabbè, insomma, la gente forse è distratta. Però quest'anno a un certo punto, senza arrivare adesso, che sarebbe troppo facile, a ben presto della stagione mi fu rivolta questa domanda, io stupito lo stesso Valerio perché non era preparata, lo vidi saltare dalla sedia e dissi calcisticamente sì, può vincere lo scudetto. E ho aggiunto, bisogna vedere se ci basta calcisticamente, gli altri anni non c'è bastato. Tutti gli altri pilastri sono non confermati, nel senso che non sono in grande evoluzione, però c'è basta vedere il settore equitale, c'è un però, e il però è abbastanza grave, ovvero la perdita dell'innocenza, cioè l'aver scoperchiato questo vaso di Pandora comunque crea una situazione di novità e disequilibrio, e anche se non cambierà il sistema, diventa una sorta di corazza, di coperta di Linus per i giocatori. Non so se sono chiaro, se non sono chiaro la rispiego. Quindi è chiaro che non abbiamo lo stadio del Lazio, non abbiamo la società super organizzata come perché rimane snella il settore, tutte quelle cose lì, eccetera. Però per esempio questo vaso di Pandora intanto ha portato prima al licenziamento del procuratore degli arbitri e poi le dimissioni. È chiaro che gli arbitri stanno facendo schifezze, però intanto c'è una situazione di discontinuità. Quando io dicevo ci sono delle situazioni di sistema che rimangono sempre lo stesso, nonostante tutto. Beh, quest'anno abbiamo degli elementi di discontinuità che non è, come stanno dicendo i tifosi di Juventini, così vincete, no, sono degli elementi di discontinuità che tra l'altro mettono in discussione tutto quello che voi avete fatto nel passato. Non sminuiscono il Napoli, perché il Napoli, vi ricordo, tifosi di qualunque squadra, è primo dalla prima domenica. Verona-Napoli, metodo Guido, questa squadra può vincere se si mette in testa alla classifica, non ascolta nessuno e non abbandona più la testa della classifica, se entra nel corpo a corpo con queste situazioni, anche distrazioni là. Quindi no, io lo ribadisco. E per rispondere alla domanda, certo, il Napoli, mi sembra che l'ha detto anche Salvatore Bagni, è arrivato il momento, anche se cambierà i giocatori, e io sto insistendo, la continuità ce la deve dare il contratto, domani va fatto di Giuntoli, che non deve andare alla Juve. Io quando dico finisce là, non perché auspico, non perché Giuntoli out, io sono uno che l'ha difeso quando tutti volevano la sua testa, non capisce niente, io dicevo questo è uno bravo, questo è uno che ha fame, questo è uno che ha rivista, non sta lì per scaldare la sedia. Fidatevi di quest'uomo, si è visto, no? Perché come ha preso Kvara, come ha preso che non dovrebbe partire l'anno prossimo, e Kim, diciamo uno di quelli molto a rischio, importante è che su 4 acquisti non ne sbaglia tutti e 4, su 5 ne sbaglia 1, su 5 no. Però è arrivato il momento, e sono d'accordo con Salvatore Bagni, grande campione, che faccia quello che non ha mai fatto, manco con la magica, ne vinca 2 di seguito. E insisto, perché ti sentivo un attimo prima, perché poi dobbiamo parlare però delle cose sportive, Valerio. Sì. E ti anticipo, però poi le voglio spiegare. Io sarei, ma non succederà in Italia come in Francia, che revocavano tutti i tour a Lance Armstrong, per la revoca dei titoli, ma non per l'assegnazione al Napoli. Esatto. Ma questo il campionato italiano non avrebbe mai il coraggio di farlo. D'altronde nessuno ha mai chiesto alla Juventus di togliere i 38 dalla carta intestata, dal sito, dallo stadio, dalle magliette. Questo non è un sospetto, non è una prova, cioè è una dimostrazione, cioè non è che nessuno ne ha manco chiesto, perché poi glielo potevano chiedere formalmente con una delibera
del Consiglio federale, loro potevano rifiutare, ma non è stato manco non chiesto, manco portato all'ordine del giorno. Quindi figurati, Lance Armstrong, anche se l'aveva svangata per imbroglio eccetera, poi quando ci fu il sospetto lui negò, no, poi poi è andato a piangere da Ofran Wilson e quindi era vero, gli hanno revocato a posteriori tutti i titoli, la Huerta, così, però non sono stati. Quindi io sarei, visto che poi Prade ci dice 3, 4, 6, 7 anni, quindi anche il mito che da Cristiano Ronaldo, lo dice lui, il dirigente della Juve, 6, 7. Però io non sono per lo scudetto assegnato al Napoli. Ormai il passato è passato. Purtroppo Mertens non ha potuto gioire, se lo merita, è passato, è stato rovinato, non si può cambiare, non esiste la De Lore. Però nell'NBA non sarebbe mai accaduto tutto questo già dal primo anno. Negli altri campionati non è accaduto solo in Italia, questo fa capire la debolezza, perché anche il Giro d'Italia non accade, però il Tour de France, come altri sport, come Ben Johnson alle Olimpiadi, te lo revocano. Ben Johnson però fu data a Carl Lewis, figlio del vento, perché comunque per quanto riguarda l'atletica, però la mia posizione è una sola posizione intellettuale, non è da giudice sportivo, ci tengo a precisarlo, se mai sia poi qualche simpaticone. Io non sarei mai per l'attribuzione agli altre squadre. Ho detto purtroppo il sistema ha fallito, non possiamo sapere, perché è stato un fallimento non solo dettato da piani, eccetera, da una squadra che a priori è stata costruita in un modo come non sarebbe stata costruita, e anche le altre squadre in funzione degli accordi di questo sistema erano costruite, quindi tu non puoi sapere come si sviluppavano quei campionati. È chiaro. Sportivamente parlando, quindi l'unico modo sarebbe dire quei campionati vanno revocati, non sono di nessuno, abbiamo sbagliato, però adesso dovremmo fare in modo che non si sviluppi più, e non mi sembra da questo che dichiarazioni ufficiali di organi di stampa, dirigenti, ministri eccetera, che si sta andando in questa direzione di massima trasparenza. Così fanno tutti, però fra un po' lo vediamo così. Esatto. Mi parlavi di Kvara, non vi preoccupa il calo di Kvara, mi spiego meglio, continua a dispensare assist e gol come contro la Juve, ma non salta più l'uomo, non è più risolutivo e soprattutto non emoziona più come prima, forse. Oggi leggevo un meraviglioso articolo, mancano 89 punti a LeBron James per diventare leggendario, cioè l'uomo che è in testa a tutte le classifiche immaginabili, perché adesso è in testa una classifica complessiva tra i punti tra regular season e playoff, e ha battuto Karim Abdul-Jabbar, che è una leggenda umana, non solo dello sport, perché è veramente un maestro di vita, una persona affascinantissima, che carriera insomma sportiva e non solo. E quindi con questi 89 punti e anche in regular season, perché lui ha battuto Jordan nei playoff, nella somma cumulativa Jabbar battire. E in un'intervista a un suo ex compagno dei Cleveland, e ti rispondo, Nico Bellino diceva: a 18 anni noi abbiamo capito che lui è una leggenda e gli abbiamo consegnato le chiavi dell'NBA. Adesso a 38 anni siamo contenti di aver capito che abbiamo fatto bene, abbiamo puntato sull'uomo giusto. E ci godiamo, mi sembrava di leggere Guido Gentile, scusate, ci godiamo ogni momento, perché non potrà essere per sempre, e sappiamo che diventa sempre più stretto il tempo che ce lo possiamo godere. Ragazzi, Kvara è il giocatore più giovane del Napoli, è un bambino di 21 anni che ha una pressione mediatica molto farlocca, temo i greci anche quando ti portano in dono, enorme, è diventato anche Kvara, non è sbagliato questi oltre Paradone, ha tutto il diritto e anche il tempo a 21 anni, non è 25-27 ancora, non è maturato per migliorare, per avere anche fisicamente, perché poi il suo ruolo è un uomo molto dispendioso, perché casomai tu dici vai, ma Guido ha fatto meno chilometri di Lobot, ma sono tutti scatti dove tu ci metti più tempo a recuperare, cioè sono tutti ad alta intensità e ad alta velocità, perché devi superare in dribbling, cioè lasciamolo un po' in pace, perché intanto sembra un ragazzo molto serio che non... e poi a 21 anni buttato mediaticamente in una situazione enorme, anche molto diciamo farlocca, e anche molto affascinante, perché praticamente lui sta tirando, e non solo lui, questa è una cosa molto bella, altra piccola soddisfazione di questo vecchio imbecille, direi ascoltami però,
perché il San Paolo si sta popolando di famiglie, di sempre meno delinquenti che ci sono, di tifosi internazionali che vengono a mangiarsi la pena, mettono i video, non solo inglesi, spagnoli, sempre più bello. E ormai abbiamo fisso ogni domenica una comunità georgiana al San Paolo, ma è una comunità molto più larga ovviamente rispetto a quanto è uno stadio, che lo segue perché lui è diventato una star. No? Che molto prima di quanto non sarebbe se avesse giocato quest'anno in Turchia piuttosto quindi questo ragazzo ha una pressione sulle spalle enorme e ha 21 anni. Calma ragazzi, non bruciamo i nostri talenti. Ma io poi sono contentissimo, in realtà sono contentissimo, così almeno un anno in più se lo fa, perché se esplodesse, se fosse il Kvara di inizio che alle prestazioni ci aggiungeva anche i dribbling ubriacanti al Liverpool, in tutte le partite sarebbe un'esplosione incredibile. Invece ricordiamoci sempre il Leao del primo anno che mezzo e mezzo, Kvara già sta a 9 assist, cioè come numeri già sta oltre quello che ci potevamo aspettare. Cioè, se io lo vedo uscire, tirare dritto perché è stato sostituito da Elmas e vuole giocare solo lui, mi incacchio. Se io vedo Osimhen che per poco, non scherzo, non si prende una squalifica perché non che voleva continuare a giocare perché è uscito assolutamente, diciamo, sorridente, ma con una voglia partecipativa di trasmettere ai compagni. E il primo compagno che va a abbracciare è l'ultimo arrivato, Gollini. Beh. Ragazzi, queste cose sono energie buone, quindi io mi concentro, a dispetto di quelli che dicono questo disfattista, non so che hanno detto, non ho manco finito di leggere le frasi al povero Valerio di quei commenti, su quegli elementi, piccolo uomo che ha fatto sport, poi si è distrutto una caviglia, che sono molto importanti nell'ambito di uno spogliatoio, però il ragazzo ha 21 anni, e quindi sia tatticamente che tecnicamente può migliorare. Mi sembra invece che da un punto di vista emotivo non sia una capa fresca, e quindi già quello è, diciamo, una cosa che tu puoi sempre migliorare, si deve sempre maturare nella vita, però già tu dici non parti che Balotelli speriamo che maturi, speriamo Kvara e può maturare di più, quindi già parte da più 50 metri rispetto poi nelle prossime partite, per, diciamo, rispondere, noi chiaramente come tutti i giocatori del Napoli lo seguiremo, godremo di belle giocate, diremo continua a non essere in forma, ma chi si deve preoccupare, se voi avete visto le partite del Milan, è il Milan che passeggia veramente. Il Napoli non passeggia. Esatto. E io sono contro la volgarità e anche l'idea, rispondo qua veloce, del no, ma era uno scherzo, ma si può fare lo scherzo in maniera anche un po' più simpatica, più fine, più elegante, e concordo con Valerio, meno divisiva. Sono di solito lungo nelle risposte, ma qua è giusto dedicarli, non per mancanza di rispetto all'ottimo Alberto. Era uno che vi dissi io, sì vabbè, ma questo da un punto di vista che aiuto ti dà? di forza nel palazzo, di potere mediatico, sì, ne parlano nei giornali, sì, si può, cioè io sono più Alberto Angela che Cruciali, no? Ho detto Alberto Angela porta bellezza, cultura, impegno e inclusione, perché poi gli abitanti di Milano casomai dicono vabbè, ma noi parliamo sempre male di Napoli, vedi quanto è bella Napoli, lo speciale dell'anno scorso e quest'anno dedicato a Milano, dice mamma mia quanto è bella, però una trasmissione di Alberto Angela, che non è solo lui, ci sono tanti collaboratori, va curata, ci sono anche degli ospiti, c'è della scrittura, c'è il lavoro di ricerca, ma soprattutto porta cultura, bellezza e inclusione. Io, diciamo, preferisco quel tipo di vita, però c'è in televisione come nella letteratura, come nei siti, purtroppo ci sono tantissimi, purtroppo dal mio punto di vista, perché loro sono legittimati, altre. Questo tipo di telefonate è un'ironia. Io che sono cresciuto a Woody Allen di Monty Python, che pure, insomma, non erano proprio larghi di manica, però perché per esempio la cultura in un'area Yiddish non arriva subito, no? E i Monty Python erano abbastanza corrosivi, però una cosa è essere satirico, una cosa è essere, per esempio, la parolaccia se usata al momento giusto può, ehi biondo, lo sai di chi sei figlio tu, ce la ricordiamo tutti, no? Però arriva in un momento, poi non voglio fare una lezione di... Se tu dici semplicemente vaffa, fanfa, confondi i 1000 vaffa di Cinepanettoni, chi se li ricorda, no? Però, ehi biondo, lo sai di che sei figlio tu? Tra l'altro poi parolaccia che noi intuiamo perché è coperta dalla note di Ennio Morricone, no? Però rimane epocale, no? E quindi vedete, anche quella, se utilizzata poi alla fine di un discorso molto elegante, eccetera, può diventare così divisiva.
Facciamo scena muta, Guido, per un secondo, perché i like non li vedo, non le so. Però ti faccio i complimenti per quella segnalazione di quel video, chiaramente complimenti a te per averlo segnalato, scovato e valorizzato. Poi mi taccio torno a leggere. Il video è un documentario eccezionale, il lavoro eccezionale. Il libro di Diego Pugliese. Devo ringraziare Tore Falanga, che non ci fa mancare mai il suo supporto. Buonasera a tutti, scusate il ritardo addirittura. Tore, tu sei il padrone, vai e vieni come ti pare. Kvara non mi sembra affatto in calo, penso stia seguendo di più le indicazioni di Spalletti, meno dribbling. Tu addirittura lì pensa che c'è dei motivi tattici, cioè meno puntare l'uomo. Ci sta pensando un po' di più, da quella sensazione lì. Beh, lui non solo venendo da un altro campionato, il campionato italiano sicuramente ha delle cose estremamente interessanti e positive, perché poi non vanno sminuite, e anche abbastanza pecuniarie, no? E altre meno belle, no? Quindi lui è arrivato un cavallo senza sella, senza dove, meraviglioso. Poi vieni qua un attimo, che qua ho detto c'è anche un po' di tattica. Per esempio Lozano ha fatto una partita eccezionale con la Roma, non solo perché, anche se si era servito poco, ha saltato sempre il suo uomo andando in profondità cross, ma ha fatto diagonali difensive e chiusure quasi alla Calle, e poi comunque più alto di un Lobo. Io dico sempre, ragazzi, un giocatore piccolino entra in forma più facilmente. No, dopo la pausa per loro, ma non per tutti, dei mondiali, c'è chi è entrato in forma, Lobotka, quando abbiamo visto certi amichevoli, no? Dove quella sua capacità di lasciare sul posto il suo diretto concorrente, tecnicamente non è che non ha saputo giocare quelle amichevoli, però non solo lo recuperavano, lui lo superavano. Quello non mi preoccupava, infatti lo dicevo, perché ho detto riacquisirà quella brillantezza, e adesso di nuovo l'abbiamo visto anche con partite importanti, Juventus e Roma, che insomma avevano fatto i castelli, le gabbie, li lascia sul posto. È un po' più alto, più longilineo, e poi sicuramente è vero quello che è stato notato, qualche attenzione tattica in più ce l'ha, e siccome non tutti nascono Michael Jordan, che vinceva la classifica dei capocannonieri ed era ogni anno fisso nel quintetto base dei difensori, perciò è una leggenda assoluta, Jordan non era solo fortissimo, decisivo, ma era forte pure in difesa, che diventa faticoso. Allora adesso casomai sta pagando di più, e forse, dobbiamo dire un forse, può darsi che in alcune azioni quel centesimo di secondo che prima invece era istintivo, adesso ci pensa, perché però sempre 21 anni, vediamo l'evoluzione, godiamoci queste 18 partite, sperando di far molto bene adesso, perché poi significa far meglio dopo. Non far male, far meglio dopo. È come i like propedeutici che si dimenticano di lasciare. Ringrazio Mario Cutolo tantissimo, e ci cita Ballardini, ci parla di Ballardini, che non è la prima volta che fa lo sgambetto al Napoli, storico, e guardate che ha fatto oggi, però da confermato l'anno seguente viene sempre esonerato. Ho fatto vincere dei soldini al famoso mio amico interista stasera, perché tra l'altro interista, Mourinho per loro un mito, perché dopo vi faccio una confessione intima, dopo quella foto che lui ha postato dai legittima, lui ha vinto delle Champions, Valerio e io siamo due signori, Valerio bravo, però non abbiamo vinto delle Champions neanche al torneo di New York, diciamo, o di Napoli o di Parigi, un cittadino per intendere. Però io ho detto, questo è un brutto segno di debolezza, giocati la sconfitta della Roma, siccome io sono molto credibile con lui, perché ogni volta quindi avranno giocato senza pensieri, poi è una squadra rognosa, sarà molto importante affrontarla bene, però lì abbiamo le motivazioni, ci hanno battuto, siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, stiamo andando avanti in campionato, non facciamo scherzi, cioè quella partita va affrontata 0 punti, cioè Guido deve venire qui e dire 0 punti, che per gli imbecilli, per tutte le brave amiche belline, amici belline invece sanno col sorriso molto bene, molto bene.
Devo fare un complimento alla community che nonostante sì c'è curiosità per la situazione della Juventus, ci sono tantissime domande, cioè devo sempre posporre un pochino perché ci sono tante domande che riguardano il Napoli e c'è voglia di campo. Complimenti alla community, non c'è niente da fare. Volevo sapere cosa ne pensa Guido di Vicario, se è possibile, perché stranamente ancora non c'è stato il rinnovo di Meret. Ricordiamo il rinnovo di Meret che c'è stato, ma solo di un anno, quindi che si sposta dal 2023 al 2024, giusto per Con non renderla. notizie certe che sono cambiate, diventate le opposte di quelle del mese prima, che poi è diventata l'opposta di quelle del mese prima, e oggi leggiamo, io non contesto nulla, che è stata l'opposta di tutto ciò, che è lui che ha chiesto e voluto fortemente come quando Guido disse non mi piace la fascia di capitano di Lorenzo e sono stato attaccato sul tuo canale. Io ho spiegato 1000 volte il perché, pur ammirando l'uomo e giocatore di Lorenzo, perché e poi insomma è cambiata la narrazione. Secondo me è uno di quei giocatori in rampa di partenza, l'acquisto, perché poi Sirgu è definitivo, quindi non torna in prestito a Napoli, poi puoi ridare, mentre Gollini è prestito con il diritto di riscatto. No, è un buon portiere. Per anni si è parlato che pari a Meret era Cragno, no? Che però è un po' più basso. Potrebbe essere lui, diciamo, poi questi due portieri, diciamo, titolari, cioè la possibilità che venga a Napoli. Io poi non sono quello che fa calcio al mercato, quindi a volte vi dico un giocatore e quello viene, quindi non mi piace spararne 227, tra l'altro sui portieri, però non è male. Mi dispiacerebbe la partenza di Meret, perché non lo difendo a spada tratta come qualcuno, perché qualche sbavatura lo fa, però è forte. Ho sempre pensato, l'ha dimostrato sempre, quest'anno ancora di più, che è un ragazzo molto serio, e per i portieri è ancora più importante, perché è il ruolo veramente più difficile di tutti e 11 per ovvie ragioni. Avendo appena compiuto 25 anni, e per un portiere sei un bimbo, insomma, come il 19 di un giocatore di movimento, ce n'ha da migliorare, fa la parata importante, deve migliorare nell'uscita e basta, diciamo. Però mettiamoci l'asterisco, Vicario, un buon portiere, potrebbe venire da noi. Bisogna vedere a questo punto se lui viene come secondo e Napoli prende un portiere straniero e Gollini non viene riscattato, però insomma aspettiamo la fine del campionato. Certo è, il procuratore è stato zitto per anni, ha detto una sola cosa, ovviamente è stato criticato da tutti i colleghi, come si permette, come si permette, non ha mai detto nulla, è un segnale. È vero. Mi sa che devo veramente non hanno detto nulla in questi anni, cioè come si permettono di dire come ti permettono, cioè proprio lui che non parla mai, e invece... Grazie Guido per la presenza e l'ariosità di pensieri. Grazie, no, Jacopo. Insomma, lo vogliamo affrontare un attimo? E affrontiamolo. Allora, la prima domanda, perché tu me ne hai parlato della disdetta e mi interessa, perché Mauro va nello specifico e dice: riguardo le disdette dei tifosi non colorati, visto che i diritti TV si dividono tra le squadre in base al bacino d'utenza, l'anno prossimo se ne terrà conto nella ripartizione delle quote, se se ne sono andati in 500.000? Ma vedi che domanda intelligente, e la stupidità che noi abbiamo invece sentito come il calcio che adesso fa lì. Allora, partiamo da una premessa. Tutto quello che adesso dirò, non che prima, no? Può essere utilizzato contro di me in tribunale. No, assolutamente, perché non dirà nulla di volgare, come sempre, di illegale o di ostioso. È assolutamente freddo. Non c'è nessuna sfumatura, indicazione di nessun tifo, di nessuno, perché sennò verrebbe meno il ragionamento. È fondamentale. E non è detta neanche conto, quello è bravo, perché anche a me Occhi Belli dico una cosa, e ovviamente è famosissimo rispetto a noi, o Capelli Belli rispetto a noi, non mi interessa. Certo sarebbe bello che un collega, dopo che Occhi Belli ha detto tutta una serie di stupidaggini, dicesse: sì, però la Juve è quotata in borsa, Napoli no. Sì, però la Juve è quotata in borsa, l'Udinese no. Sì, però la Juve è quotata in borsa, è vero o no? E glielo ripete tutte le 17 società. Non perché avremmo la pretesa che lo capisce, perché ovviamente dice determinate cose lui come gli altri,
Allora Valerio, partiamo da almeno una piccola verità, poi delle poche certezze del calcio. La Juve è quotata in borsa. Ok. Significa che ha tutta una normativa che, questo come altri mi stavo ripetendo, che altre società non hanno. E cari giuventini, piagnoni e complottisti, non ve l'abbiamo chiesto noi o costretto noi, è una scelta libera. Tra l'altro poi essere quotati in borsa non è che ti prendono, ci sono anche delle garanzie che tu devi. Non tutte le società poi arrivano a essere quotate in borsa, ci sono state società importanti che per anni non sono state quotate in borsa o hanno fatto il passaggio molto tardi. Però legalmente hai tutta una serie di normative che società non quotate in borsa non hanno. Quindi tutta la narrazione Mertens a Crotone, ma Osimene perché gli altri, non ci interessa, dobbiamo mettere lo sport da parte. La Juve è una società quotata in borsa. Valerio e Guido non possono comprare le azioni del Napoli perché non esistono. Possono comprare le azioni della Juve. Ma non siete tifosi? Tutte le persone che comprano le azioni di bulgari, di qualunque, della Apple, io non ho computer Apple, però l'Apple sono stata una buona azione. Che significa questo discorso? La Juve è una società, mi do una brutta notizia, nel senso, quotata in borsa, che ha anche un regime di tenuta contabile che per alcune cose coincide, per l'iscrizione al campionato, la trasparenza, i bilanci vengono pubblicati, però per altre no, perché De Laurentiis non fa ogni anno l'assemblea agli azionisti, non la deve fare, perché? Perché la Juve è quotata in borsa, il Napoli no, caro Occhibelli. Ma perché gli altri procure non indagano? Perché la Juve è quotata in borsa, lo state capendo? Quindi significa che la Juve è sotto il controllo della Consob, che è l'organo demandato a controllare le operazioni, la veridicità, trasparenza e possibili reati di in borsa. Il Napoli no, non perché Mertens a Crotone, perché non è quotato in borsa. Ed è il suo ruolo, non c'è il complotto, non se ne frega niente di Pjanic, dei rigori, di Mertens a Crotone. Deve controllare la trasparenza, legalità delle operazioni e degli scambi a Piazza Affari, piuttosto perché, caro Valerio, la Juve è quotata in borsa. E deve essere un mantra quando adesso i colleghi dicono uno li deve interrompere, è quotata in borsa. Questo affatto è avvenuto, è l'unica domanda che andava fatta da occhi belli, capelli belli, non perché Mertens a Crotone o Osimhen, e perché gli altri no, perché la procura sportiva ha detto tutto a posto quando ci saranno reati penali e processi penali di una massa di cosa gigantesca. Allora i fatti sono questi. La Consob ha visto che c'erano operazioni anomale prima e dopo, durante il Covid, e siccome è un organo di controllo, il suo ruolo è un organo di controllo, ha controllato e ha chiesto l'autorizzazione perché il suo ruolo è perché la Juve è quotata in borsa. Ti roba Napoli? No. Non lo so, sto facendo per alleggerire. E quelle che erano dei valori anomali, delle movimentazioni anomali, questi aspetti sono stati confermati dalle prove, intercettazioni, eccetera, e amplificati. Il problema che noi abbiamo avuto è una non disparità, Napoli, cosa, dissociazione tra quello che era stato deciso, ma a questo punto è più che ragionevole questo aspetto, visto che Gravina poi dice, dopo la puntata di Report, no, non si sta esagerando, però era andato a cena da segreto con Agnelli, però non l'aveva dichiarato a nessuno, di una società tra l'altro quotata in borsa, dove tu devi difendere a questo punto i suoi interessi sportivi, personali, però è anche una società quotata in borsa. Che significa che è una società quotata in borsa? Facciamo l'esempio che Valeria Solida, che è una musicista femmina newyorkese che non se ne frega niente di sport e ha un consulente finanziario che, siccome il musicista non ha la pensione, quindi pensiamo al fondo pensione, pensiamo un po' a investire i soldi, facciamo questo fondo fiduciario e gli consiglia un consulente che chiamiamo così per fantasia John E. Versatilus, dice guarda investiamo dei soldi sulla Juventus e Valeria Solida dice ma a me non interessa il calcio. No, ma non ti preoccupare, non c'entra niente il calcio, è una società satellite dell'Exor che tra l'altro non è italiana perché la sede fiscale è in Olanda, per chi vuole capire, poi questa te la spiego in privato, guarda oggi quello che... no, ma io non voglio investire, guarda è una società solida, come si chiama? Vabbè, investo 5.000 euro
Ieri Valeria Solita chiama il suo consulente che non gli risponde mai al telefono, gli manda WhatsApp, non risponde WhatsApp, gli manda le mail, a un certo punto gli manda una PEC, dice guarda io ho bisogno di cambiare delle chitarre, c'è la neve a New York, voglio cambiare le gomme, mettere quelle termiche, vendimi queste azioni perché voglio della liquidità. Gli manda un assegno, sapete di quanto? Dei 5.000 euro che ha investito Valerio, 405 euro. Dopodiché Saveria, Valerio, come la chiamano, gli dice sì, vabbè, ma tu mi hai mandato la quota interessi che è un po' bassina, mi avevi detto che era un buon investimento, manco 20 euro all'anno mi hai fatto guadagnare, mi devi dare il capitale. Dice no, io ti ho mandato il montante, cioè la quota capitale più gli interessi. Dopodiché Saveria Soli si incacca, dice io non compro manco una gomma della mia macchina, perché la Juve è una società quotata in borsa. E tutto questo, l'aspetto sportivo, non ci interessa. Andiamo a specificarlo. Significa che tu ricadi sotto tutta una normativa, però sarei impreciso se non sottolineassi quello che le magliette, Juve, storia di un grande amore, Ronaldo, eccetera, viene narrato come una cosa bellissima. La Juve solo negli ultimi 3 stagioni ha avuto 2 ricapitalizzazioni, 400 e 300 milioni di euro, che nella narrazione di quelli strani, esaltati che stanno in TV, sembra una cosa fighissima. Che significa ricapitalizzare una società? Significa, Houston, abbiamo un problema. C'è una manca. E questo è il punto della sentenza. Significa che tu hai perso competitività sul mercato e la devi riacquisire. Per esempio, a questo punto mi devo aprire una nuova sede a Singapore e mi serve della liquidità perché sto perdendo potere di acquisto, mi serve investire di più tecnologia e sviluppo perché quelli ormai fanno i cellulari con cose fantascientifiche, io non c'ho manco la vibrazione, 1000 cose. E tu puoi farlo attraverso emissione per esempio di beni che però non puoi autocertificarci, devono essere delle società che te li valutano, se no Valerio dice la mia casa a New York è la nuova sede là di Singapore vale 100 milioni di dollari, amico. Però siccome la Juve è una società quotata in borsa, sì, Mertens San Crotone, la ricapitalizzazione lo fai attraverso emissione di quote azionarie nel mercato. Che significa, Valerio? Significa che a prescindere dal valore nominale delle azioni che tu hai sottoscritto quando le hai comprate, 3,7 euro, adesso la Juve è quotata a 0,30, la chiusura di borsa di oggi, il numero che vi ho detto non è un esempio, anche se sto cercando un po' di alleggerire a caso, cioè quando la Juve è stato quotato in borsa e Valerio ha investito 5.000 euro, la Juve era quotata a 3,70 centesimi, oggi Piazza Sfari a Milano la Juve ha chiuso a 0,30 centesimi, quindi sono dati oggettivi, non i figli di papà o di mamma, non i numeri di Simeo, i minuti di Simeo. Ricapitalizzare significa che Valerio, che voleva acquistare delle chitarre e delle gomme per la sua macchina, non solo non può riacquistare, ma deve cacciare altri soldi. Perché, Valerio, tu devi investire altri soldi? A queste cose non ve le dico, le magliette. Perché se tu rimanessi con le stesse quote, a prescindere del valore nominale delle azioni e salvo diversa destinazione del consiglio di amministrazione, quasi sicuramente tu hai la mail come azionista per acquistare in via privilegiata le nuove azioni, altrimenti ti creerebbero un danno, salvo diversa destinazione del consiglio di amministrazione, atteso perché poi anche il consiglio di amministrazione ha detto non voglio dare il privilegio ai vecchi azionisti, ma devi acquistare nuove azioni perché fatta a base 100, quando le azioni di una società X sono state emesse tipo 100, Valerio ne ha acquistate 2 a prescindere dal valore, quindi ha il 2% di quella società. Se vuole mantenere come potere nel consiglio, nella azione il 2%, non può rimanere con le 2 azioni perché stanno mettendo sul mercato altre 50 azioni, quindi deve comprare un'altra azione per mantenere il 2%, altrimenti avresti l'1,33%. Lo so che non interessano Mertens e Crotone perché il bombardamento, ma perché Osimhen, a parte quelli stipendi, però la Juve è una società quotata in borsa. Ricapitalizzare significa questo. Il punto qual è, caro Valerio? È la vera domanda, oltre quella perché se tu hai ricapitalizzato,
è ricapitalizzato perché molto probabilmente, ci possono essere svariate ipotesi, però al 90% che cosa si è verificato? C'è uno scostamento troppo elevato tra il tuo stato patrimoniale e l'indebitamento. Tutte le società di capitale sono indebitate perché si sfrutta la leva finanziaria, e scusate, io questo ho studiato e stavo ripassando, non siamo qui a pettinare le bambole, e quindi tu devi riequilibrare questo e lo fai attraverso emissioni. Ma il punto è che non è che tutti i presenti da Valerio, che voleva acquistare la chitarra e le ruote in modo da cacciare altri 1.000 euro perché se ne ha cacciati, no 1.000, 2005, ne ha cacciati all'epoca 5 anni per avere tu non è che dici, beh, caro Valerio, siccome io non sono stato bravo, perché sportivamente le magliette ce ne siamo pagate, Mertens, 9 scudetti, cioè, ma quello non se ne frega niente, Salvador è un investitore, vuole dividendi. Tu ti devi presentare con un piano finanziario che prevede tutta una serie di step per riequilibrare questo disavanzo tra lo stato patrimoniale e indebitamento, dicendo tipo farò dei licenziamenti oppure farò delle assunzioni, aprirò una nuova sede, è previsto che noi ogni anno andiamo almeno ai quarti di Champions League, dobbiamo fare una nuove salette VIP, è previsto che una quota dei biglietti dello stadio aumenti, anche se è un valore, essendo sportivi tutte queste cose, quello è il vero problema. Sono tutti incerti, perché tu non è detto che vieni qualificato ogni anno, quello là, che poi farai 25.000 abbonamenti, però tu presenti un piano finanziario che deve essere credibile, dove dici, io vi sto chiedendo questo sforzo di una ricapitalizzazione, però vi sto prospettando questo ritorno che è fatto in base a dei valori contabili intanto certi, trasparenti, perché questo dice la normativa sul bilancio, e ovviamente tutta una serie di operazioni. Ma se il bilancio invece di 250 milioni di passivo li doveva aggiungere 90 sugli stipendi, quindi era 340, io avrei dovuto fare una ricapitalizzazione non di 400 milioni, ma di 500 milioni, con un altro diverso piano finanziario, e sarebbe stata accettata allo stesso modo dal mercato. E che valore azionario avrebbero avuto le azioni a questo punto di emissione, visto che non era 400 ma 500? Non lo posso sapere, nessuno di noi lo può sapere. Questa è la grande problematica. E invece Mertens, Crotone, Osimhen e queste minchiate qua. E lo sport in tutto questo per ora non c'entra, ma essendo una società quotata in borsa, di una società sportiva che acquista giocatori, e quindi quel passivo che era mascherato per non spaventare gli azionisti, e John Elkann, che già era incacchiato, che doveva andare all'Exo, dice l'unica società del mio gruppo gigantesco che va in passivo è proprio la Juve, che non gli sta bene, no? Detto, a questo punto tu non avresti potuto acquistare quello o pagare tutti gli stipendi, avresti dovuto avere meno giocatori, e con quei meno giocatori meno risultati sportivi, casomai non arriviamo in finale in Coppa lì, quindi prendevo meno soldi. È tutto un gran casino. Questo con le plusvalenze non c'entra nulla. Ecco perché è indagato la Consob. Poi c'è un utilizzo smodato, eccessivo delle plusvalenze anche a priori, nel senso che io mettevo 100, in base 100, poi vediamo chi sta arrivando, i nostri amici, eccetera. Però è arrivato anche il momento, almeno nel nostro canale, di dire che non è che come ieri in una trasmissione un ex calciatore che ha definito, non voglio manco dire, con 4 aggettivi dei giudici, cioè gente che ha una specializzazione, un concorso in magistratura, una carriera in campo civilistico, poi sportivo, diventano immediatamente imbecilli, e tu che non hai niente, non hai manco la terza media, scendi di là. Perché in ragione del tifo, Valerio, noi siamo arrivati a giustificare qualunque illegalità del tifo, e questo è sbagliato, no? Però ho detto, il punto è questo: se non fosse stato quotato in borsa non ci sarebbero state quel tipo di intercettazioni, perché la Consob non esisteva, ovvero esiste per società quotate in borsa. Ma che voi siete quotati in borsa non ve l'abbiamo chiesto noi. Che voi avete acquistato Ronaldo e avete fatto fare gli articoli che Ronaldo si era ripagato con le magliette, che Ronaldo è nuovo in Juve, e abbiamo risparmiato con lui gli altri 90 milioni, e questi 90 milioni non più di passivo, perché non vanno a bilancio, e tu all'assemblea degli azionisti dici, vedete che grande operazione, comunque ricapitalizziamo per 400 solo per là, non ve l'abbiamo chiesto noi. Dov'è il complotto? Nelle vostre teste il complotto.
Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo. Poi dopo, ovviamente, questa è la premessa generale. Torre ci dice: avrei avuto piacere di mostrare a Guido quella live. C'è stata una live dove avvocati vari che spiegano per cui l'accusa non è totalmente legittimata, la penalizzazione dei 15 punti a campionato in corso, in quanto crea un danno psicologico in caso di ribaltamento. E questa è la narrazione. Infatti io ho detto, tolto lo sport, il caso della Juve farà specie nel mondo. Infatti anche oggi il New York Times ha fatto un articolo, cioè mai ha parlato di calcio in 150 anni della sua vita, nell'ultimo anno ne ha parlato ormai 58, tutte e 5. Questo è il discorso della tortuosità del diritto sportivo, che probabilmente lo svangheranno. Ma il problema serio a questo punto di questi azionisti che ho fatto il Saveria solida, non se ne frega niente che prenderà 15 punti, un punto, gli diamo, io gli darei alla Juve il 40° scudetto, di 38 ce l'ha, quest'anno gli diamo adesso i 15 più 15 più 10 di bonus, e se vince lo scudetto vale 2. Guarda, veramente farei una petizione, così ce li togliamo dalle scale, se no pengono sempre. Il punto è che Saveria solida c'ha 405 euro in mano, oltre che ha dovuto cacciare 2 volte più in passato un'altra di ricapitalizzazione. Vagli a spiegare perché. È il danno d'immagine di uno sponsor? Noi pensiamo lo sport, Mertens a Crotone, e continuiamo a fare un discorso sulla legittimità. Era arrivato 5 minuti prima. Sì, una cosa stupida, però prima dobbiamo vedere quello che è successo e il perché è successo. Questo purtroppo ricade perché è una società che gioca a pallone nello sport e crea un cortocircuito incredibile. Io ve lo dissi al primo momento, l'errore fu quello di creare le società sportive al pari di società capitali, perché avrebbe creato questo, ve lo dissi, mi presentai con la toga, ed è successo. Dal punto di vista sportivo, divertitevi, i vari avvocati, le varie cose, ma quello è dopo, è il risultato di quello che è avvenuto. Il problema è che non era manco previsto, tant'è vero che molti si stanno appigliando, non è appunto, perché tu dici mi compro una partita, mi compro un'altra, ma qui tu hai creato un campionato con giocatori che non avrebbero vestito, non quelle maglie della Juve, diverse maglie, quindi l'hai viziato alla fonte prima ancora di iniziare, perciò non lo potrei più ricostruire questo campionato. Ma e quelli passati, È chiaro, perché poi il dubbio è sempre quello. No, perché sono partite le intercettazioni in quel periodo, però sì, che ne sappiamo prima. Infatti quello che avverrà, e questa è una novità in sede di diritto sportivo, e noi abbiamo avuto, e questa doveva essere la preoccupazione, il caso Suarez, dove abbiamo avuto la prostituzione, altro che intellettuale, come disse Mourinho, della mia categoria, perché noi dobbiamo credere, e perciò io non accetto che uno sia tifoso in questa maniera, torno indietro, dobbiamo credere che un multimiliardario, ignorante sostanzialmente, perché Suarez non è Jack Nicholson che ha i Picasso, per me non è una battuta, c'è una collezione di Picasso a casa, c'è gente che comunque ha una cultura letteraria, dice cara alla moglie, che fanno vedere i video con lo stile di vita dietro alle macchine, i villoni, mi voglio prendere l'abilitazione dell'esame italiano B. Voglio, gli dice, hai bevuto? No, vabbè, ci può stare, Valerio, invece di una nuova scarpetta, una nuova coppa, una nuova macchina, va bene. E di tutte le università del mondo, dove sarebbe più logico che va in Uruguay, no? Dove anche lì ci sono università, o in Spagna, senza dover prendere l'aereo, ci sono buone università cavolo in Spagna, o nella più vicina Francia, a Parigi, cioè, pare Sorbonne, che sia una modesta università, o all'Orientale di Napoli a questo punto, perché a Perugia. Va bene. Per prendersi questi italiani. Poi quando non si concretizza più questa cosa, sono stati puniti, dimessi, licenziati, inquisiti, così, i rettori, i professori, cioè hanno scomodato il ministro, però il fatto non sussiste per Gravina. Va bene, credetelo. Preferisco, e mi rivolgo a tutti Mario, Leo, che verranno sfottuti, perché io sono adulto, li ho visto. Preferisco che veniamo sfottuti perdenti, meglio perdente che demente, Valerio, ma tutta la vita. Perché nello sport, Juve, storia di un grande amore, esiste la cultura sportiva, la cultura della sconfitta, della vittoria, dell'aiutare l'avversario. Non c'è vittoria senza sconfitta, nessuno ha vinto, anche Michael Jordan perdeva
nei playoff, poi ha fatto tripito, eccetera, ma prima di quel tripito ha perso. E quello che è avvenuto, e torno alla domanda iniziale perché la dei diritti sportivi, cioè tu mi stai dicendo che, come oggi ha detto un noto ex direttore di un giornale, se no crolla il calcio, perché la narrazione crolla il calcio, quindi noi dobbiamo accettare un calcio che è totalmente legale, perché la cosa è lo fanno tutti. Allora, lo fanno tutti, allora accettiamo questa narrazione, lo fanno tutti. Mertens a Crotone, intanto Mertens a Crotone gli stipendi glieli pagava, visto che possiamo anche citarlo, Peppe Iannicelli lo diceva ogni trasmissione, De Laurentiis. Perché lo diceva? Per altre ragioni, ma è vero. Perché De Laurentiis ci tenne a pagarli subito con gli studenti? Lo sapeva, perché se lo sapevo io che mi sono messo la toga, lo sapevano tutti. Ma perché non è stato indagato prima dalla giustizia costituzionale? Perché? Abbiamo dovuto aspettare la Consob, altra parentesi. Comunque, dobbiamo accettare un calcio così, che non paga tutto, perché se no crolla tutto. Questa è la cosa, se no se esce la Juve, crolla, se la Juve disdiciamo gli abbonamenti, intanto questa narrazione non mi convince perché non si vendono giornali, quindi visto che sono 14 mila milioni di tifosi juventini, 80 miliardi di tifosi dell'Inter, 700 del Milan, il 90% hanno detto oggi che sono tifosi del Milan e Inter Juve, com'è che la Gazzetta vende quello che vende? Tutto Sport vende 40.000 copie, cioè, dove sono tutti questi tifosi dell'Inter e del Milan, mi chiedo? Com'è che Juve TV è fallita dopo un anno? Com'è che com'è? E non Dove leggono. stanno? No, dove stanno? No, perché non mi trovo con i nubici, non li compra più nessuno, ho capito, però siete tutti, quindi già questa narrazione non mi convince sui numeri, ma appunto qual è? Che devo vincere sempre io imbrogliando, appena scopri che io imbroglio me ne vado via col pallone? Come facevano i bambini viziati, solo che non è il bambino viziato del ricco, che chiunque di noi ci è capitato, no? Qua stiamo parlando di un sistema, la seconda industria del paese. Allora, no, non mi sta bene. Quando vi dici essere tifoso non significa demente, non significa accettare qualunque legalità. E anche il discorso, e chiudo, lungo, ma è un discorso serio questo qua. I diritti, appunto, lì era la questione che era solo italiana, non succede in Inghilterra. E nessuno ha mai detto niente, perché noi diciamo perché in Inghilterra non è che il 90% Manchester United e Leicester c'è. In Italia è sempre così, la Juve siccome ha vinto di più, ha più tifosi, devo dare di più, e ogni volta più li dai, più gli arbitri, la suddita, e più vince. Ma allora non le farai vincere mai gli altri. Nell'NBA non funziona così, anzi funziona al contrario. Quindi adesso il punto che si è messo in discussione, c'è la grande problematica che forse vince il Napoli, che non deve vincere, deve essere lo scendiletto d'Italia, perché finché ci dicono siete bravi, però poi ti perculano, eccetera. Quindi è un grosso problema. È bello e buono che l'anno prossimo, pure se conserva il titolo sportivo e in Serie A, invece di 150 al Milan, 50 all'Inter e le picciole agli altri gli danno 90. Forse era sbagliato che loro prendevano il 50% del mercato, lì per questo fatto hanno più tifosi, ma hanno più tifosi, era un serpente che si è mangiato la coda, e i serpenti sono velenosi per anni, in base poi a calcoli di chi ha fatto. C'è mai stata un'elezione democratica, non dico un referendum. C'è chi ha stabilito che veramente sui tifosi, che spesso sono anche volatili, perché a parte i tifosi di poche squadre, Genova, Napoli, cioè, che rimangono veramente legati, i tifosi delle grandi squadre sono molto volatili. Quando quelle loro grandi squadre perdono, spariscono, si disaffezionano. Quindi qual è la certificazione assoluta che ha detto che in Italia 10 milioni di tifosi sono della Juve? Pensiamo, noi l'abbiamo accettato passivamente, ma si accetta passivamente il dogma della Santissima Trinità, perché spiritualità, e non mi permetto di criticarlo, però è Poi dogma. sono numeri che dovrebbero poter anche oscillare negli anni, magari negli anni in cui tu stai anche performando meno, no? Potresti anche perderli qualche tifoso, perché Valerio, non sono nemmeno i tifosi identitari. No, tu Se lo hai vinci ce li hai. accettato ed è un mantra nella testa delle persone. La Juve ha più tifosi, la Juve più tifosi, la Juve più tifosi, la Juve più tifosi. Vabbè, io lo accetto pure, però non c'è una certificazione. E abbiamo accettato per anni che la metà dei diritti televisivi andava alla Juve, però
Sky andava sempre in più, tant'è vero che ha dovuto perdere i diritti, ha provato a prendere le Mediaset, visto che non era tanto conveniente, eppure la Juve, con tutto che ha vinto 9 scudetti, per Sky e Mediaset quando gli non è stato un buon affare, e infatti poi ha preso DAZN con molti meno soldi di quanto erano previsti. Quindi questa famosa narrazione, perché forse quest'anno vincerà il Napoli, è smentita da voi stessi, dalla vostra stessa storia, perché nel decennio più favorevole della storia della Juve, 9 scudetti di seguito, quindi dovrebbe essere il massimo dell'espansione di tifosi della Juve, quindi il massimo dei diritti che avete avuto, di soldi, della Champions, esatto. dei diritti TV, ma non siete mai stati diritti così tanto, e avete Ronaldo pagate le magliette, le TV erano in forte perdito e le squadre in forte perdito, e non mi trovo nemmeno sul fatto, oggi è stata definita la Juve la locomotiva del calcio italiano, non scherziamo, se non siamo fuori dai mondiali da 2 anni di seguito, negli anni in cui la Juve ha dominato. Cioè, sono i fatti che mi piacciono. Perché siamo fuori dai mondiali? Non certo per Calciopoli, perché è avvenuto dopo. È avvenuto Calciopoli, la Juve ha stravinto e siamo fuori dai mondiali. Cioè, non possiamo sovvertire, come ha sentito oggi, il tempo e lo spazio. Quello lo faccio io nel cinema. Manipolazione del tempo e dello spazio. Ordine, durata, frequenza, cioè vi faccio la lezione di cinema. Quella è cinema, manipolazione, la pausa, l'estensione, l'ellisse, il sommario. Però lo sai che film è c'è la manipolazione del tempo e dello spazio. Ordine, durata e frequenza. Ma questo è calcio e non è cinema. Ma abbiamo trasformato il calcio in qualcosa che non esiste. Cioè, negli anni dei 9 scudetti, il calcio non è stato un buon affare. Allora forse non è vero che tutti i tifosi, cioè, o l'uno o l'altro. I conti non tornano. È chiarissimo. Guido, io ovviamente tu praticamente hai già risposto a questa domanda, perché dopo lo scandalo sui comportamenti e non sulle plusvalenze, come ancora dice la stampa italiana, saranno intraprese delle riforme a livello di FIGC, cioè questo poi sta a monte, perché vogliamo cambiare, abbiamo la cosa di cambiare. Questa domanda. Ricordiamoci che sono 2 filoni, a parte 3 filoni di inchiesta, che vengono intrapresi, e secondo me ci sarà uno specchietto degli allodder, come ci ho beccato per lo titolo, sanità, va bene, ma quello che è stato l'oggetto di partenza del filone principale delle indagini non c'entra nulla con le plusvalenze, sono armi di distrazione di massa per Mertens a Crotone, eccetera. De Laurentiis ha pagato lo stipendio ai giocatori? Sì, cari occhibelli. Tu hai detto che li avevi pagati, hai detto che loro addirittura se li erano scontati e hai messo a bilancio una data inferiore, una somma inferiore, e si è andata all'assemblea degli azionisti dicendo: guarda, c'ho 250 di debito, non 350. Non c'entra niente con le plusvalenze, tant'è vero che la sentenza, che è scritta anche molto bene, poi quello che faranno non mi interessa, non parla di questo, parla di un bilancio che non corrisponde al vero. Porca miseria, cioè leggetevi le sentenze, non dice proprio nulla, non dice le plusvalenze, Mertens a Crotone, come ce lo dicono sempre, infatti è uno, Mertens a Crotone, perché c'era pure Koulibaly, non c'entra niente. Quindi la giustizia sportiva facesse il suo corso, il ministro, così fanno tutti, eccetera, ma lì c'è un filone di inchiesta anche penale dove i singoli inquisiti, per ora, poi vedremo se saranno assolti o meno, rischiano fino a 12 anni di carcere. Quindi tu ti potresti trovare, caro Valerio, con Mertens a Crotone, fanno tutti, scherziamo, è quello che sta in carcere per 12 anni. Come è successo a Suarez, non è successo niente, ma il rettore si è dimesso, quello là, e non è successo niente. Paradossalmente, perché purtroppo l'errore è alla fonte, non dovevi creare società di capitali come società sportive, dovevano rimanere società sportive, dove i possibili imbrogli, magari per quanto gravi, rimanevano nell'ambito della giustizia sportiva. E per esempio pensate a quello che è successo per il caso Parmalat, per Parman, per la famiglia Tanzi, no? che comunque ci sono delle persone che ci hanno rimesso dei soldi della loro vita, dei fonti di pensione. Non dovevi mischiare le cose, ci sono 2 cose diverse, e questa cosa, di questo tipo di filone, non ha bisogno di una normativa, perché già c'è, e proprio perché già c'è, e proprio perché c'è un organo di controllo, è avvenuto tutto questo e si sta procedendo. La ricaduta in campo sportivo ha un'altra cosa. C'è anche il filone, tant'è vero che per le famose 40 c'erano 64 operazioni, di queste 64, 45 della Juve, una, quello sì, avevano detto che erano congrue le plusvalenze. Il problema risolto. È chiaro, è stato riaperto questo procedimento
perché sono subentrati, ed è abbastanza raro, nuovi, chiari e anche massicci elementi di inchiesta, 14.000 pagine, che hanno detto guarda che il problema non era la plusvalenza, ma un'errata certificazione del bilancio, che non era quello, ed era errata o non corrispondente al vero per questa, anche per un utilizzo eccessivo, mascherato delle plusvalenze. Spero almeno con quest'ultimo di essere stato chiaro. Artificiali, perché esatto, sono state anche definite artificiali, però non facciamoci distrarre da Mertens a Crotone, da Osimhen, che non c'entra niente. Se la Juve avesse detto questo è il passivo, questi sono gli stipendi, perché poi il punto, tu dovresti fare la domanda a occhi belli, ma poi tu com'è che Cristiano Ronaldo avanza questi 19 milioni? Hai detto che gliel'avevi pagato, hai detto che lui se li avevi tolti. Che c'entra con la plusvalenza di 19 milioni di Ronaldo, cari amiche e cari amici? Che c'entra? Cosa c'entra con la plusvalenza di Osimhen, i 19 milioni,100, che lui rivorrà indietro? Tant'è vero che, sparita questa carta, Ronaldo non si faceva interrogare. Che c'entra? Che lui forse si fa interrogare. Che c'entra con la plusvalenza, con le plusvalenze a specchio? Lì c'è uno stipendio che non è stato pagato, che però doveva essere pagato, ma che lui aveva detto che aveva scontato non me li dare quei soldi. È chiaro, è che non c'entra niente. Cioè lui ha detto, di questi 4 mesi, 3 non me li devi dare, stiamo a posto così perché sono un signore. Poi loro hanno detto, no, te li do lo stesso, però ce lo diciamo tra di noi, così non lo devo mettere a bilancio, me la faccio facile. Non c'entra niente con la plusvalenza. Quindi quel bilancio era diverso. Esatto. Poi la buttano a ridere certi personaggi, la fattura con le cose in mano, considerano degli idioti, gente che insomma che è una vita di studiosi. Adesso stanno rimettendo in discussione perché la patata è bollente, anche l'acquisizione che era quantomeno sospetta. Ci fu Report che fece una puntata abbastanza inquietante sulle, non mi ricordo più quante scatole cinesi della proprietà del Milan, no? Di quella là, perché non era chiara. Non era chiara per la cosa italiana, la FIGC tutto chiara, però per la Consob, tant'è vero che poi il sindaco di Milano bloccò la situazione stadio proprio in seguito alla puntata di Report, perché tra l'altro Report intervista un grandissimo consulente di l'antiriciclaggio, quel signore molto distinto con i baffi, che diceva qua questo, poi le camere e poi due case, due signori che vivono in Lussemburgo, cioè capitale sociale, $100, non scherziamo, però tutto a posto, tutto a posto. Adesso non è tutto a posto. Sportivamente gli dessero pure i punti in più. Guarda Valerio, io sono talmente stanco, te l'ho scritto in privato. Sì. Il punto è che, e vi do questa brutta notizia, per il mondo, perché non esiste solo occhi belli, capelli belli, che hanno 5 persone che ascoltano in Italia. Il mondo la sta raccontando per com'è. E nel mondo questo si studierà nei libri di economia e nei libri di storia. Che la Juve riabbia questi punti, che non gli tolgano questi scudetti. A me, sinceramente, ormai sono stanco, non me frega niente. Lo sapete. Però nei libri di storia, sappiate, si studierà. E non si studierà Mertens a Crotone e le magliette, si studierà, ve lo dico, cioè nei prossimi libri si studierà come c'è chi farà la tesi di laurea su questo. Ci sarà qualcuno che farà la tesi di laurea come reato finanziario, come si chiama. Vi do questa notizia. Quindi diamogli 50 scudetti, Valerio, ma se li prendessero. Però nei libri di storia siamo sicuri, questa cosa, come adesso si studia il crack dell'Anton Veneta, come si studia Calvi, come si studia Sindona, quando all'epoca no, non è vero, e stavano nei ristoranti bene, eccetera. Adesso si studiano nei libri di storia e si studia nei libri già di economia del crack della Parma. Questa cosa, Valerio, si studierà nei libri e non sarà, se ce lo siamo venduti con le magliette, sarà un caso studio. Chiarissimo. Ultima domanda, Guido, per te. Perché non ne hanno bisogno. E perché non gli conviene? E perché non ne hanno bisogno né finanziariamente né sportivamente. Molto semplice, qua per una volta è secco, non ne hanno bisogno. Ve l'ho spiegato, infatti poi sei costretto a... Perché poi l'altra narrazione, scusa, quando dicono ma la Exo ce l'ha i soldi, non è che gli mette John Elkann quei soldi, li mette il sistema azionario.
cioè, questa narrazione degli oppini e se, no, tanto a Juve si poteva scrivere perché c'ha Exolo dietro, lo sappiamo che ha Exolo dietro, vedemmo la scala di valori, ma non è che John Elkann, persona serissima, tutto quello che vogliamo, dice beh, prende il suo portafoglio e mo metto io 400 milioni, c'è una ricapitalizzazione attraverso emissioni di azioni, quindi sono gli azionisti. Qua sembra nella narrazione che è il privato e l'ex avvocato buonanima Gianni Anelli che del suo patrimonio personale dice vabbè, siccome il mio gioiello di famiglia sono tifoso, le cose sono andate bene, mo dal mio conto in banca metto. Non è così come ve l'avevo perché. E nemmeno a questo punto con la complica vendita dei giocatori, che quella pure c'è le plusvalenze, ma oltre quella hai dovuto chiedere 400 milioni dal mercato azionario. E le società inglesi evidentemente dice no, preferiamo di no, così abbiamo noi il consiglio di amministrazione, non dobbiamo andare attraverso il merchandising, il marketing, stanno costruendo tutti stadi nuovi. Avete visto il nuovo stadio del Newcastle, Sì. Il Chelsea che ha attraversato una crisi societaria, non economica, perché hanno costretto il proprietario a vendere, non è un allenatore coinvolto in scandali della stampa, c'è l'anno proprio nero del Chelsea, ma sta ripartendo, ripartirà perché poi ripartono. Vedete il Newcastle retrocesso qualche anno fa nella serie della Premiership, si chiama la Serie B, Benitez preso le ultime 4 giornate, poi fece il primo posto l'anno dopo, poi fece 13°, come si chiama, e adesso quinto, quarto, cioè l'Arsenal che non vince da 19 anni. Certo, Manchester City è un colosso perché per i soldi arabi, però il Newcastle 5 stagioni fa stava in Serie B. Quindi stanno costruendo stadi bellissimi, no? È un sistema diverso, non ne hanno bisogno. E quindi Guido, per chiudere, visto che nella sentenza, insomma, nelle motivazioni della sentenza si parla anche di mancata lealtà sportiva, perché poi alla fine questo poi deve interessare il campo, perché se è vero che la Juve è una società quotata in borsa e quindi lì dovrà intervenire anche la giustizia ordinaria, ci auguriamo per la difesa degli investitori e non per i tifosi, per la difesa degli investitori. Per la difesa hai detto benissimo Valerio, bravo, cioè ma perché è il suo ruolo. Esattamente. In ambito sportivo, visto che si è parlato di lealtà sportiva, loro potranno trovare un cavillo tecnico, perché sappiamo, lo spieghiamo, ma lo sanno ormai tutti, che al CONI possono solo trovare un cavillo tecnico che mette in discussione la penalizzazione e annullarla completamente. Non possono negoziare, tipo gliene toglie 9 perché 15 sono troppi. Io ti dico una cosa, io sono il più grande degli imbecilli dell'universo, con molta serenità, però non trovo corretto, no, adesso sono serio, quello che sta avvenendo nella narrazione di troppe trasmissioni, troppi colleghi che vengono così a creare situazioni di violenza e malcontento e descrivono professionisti, insomma, che comunque hanno una carriera, una professionalità, una competenza, un'esperienza notevolissima, perché ricordi tu, ce n'è uno che arriva a quella poltrona, quindi se arriva a quella poltrona avrà avuto qualche cena importante, non parlo di cosa, nel senso che c'è anche un modo forse un po' più diplomatico, come sono io che partecipo a poche cene e studio e lavoro solo a me, vabbè, però significa che cervellone quello e cervellone quello che secondo me è un po' più simpatico, non imbecille totale. Chi mettiamo lì? Ma mettiamo questo non capisce niente, tanto è diritto, no. Quindi incominciamo a restituire non la dignità, perché ce l'hanno proprio, la loro centralità, la loro importanza e qualità a determinate figure professionali. Punto primo. Punto secondo, sono convinto, posso sbagliarmi, che a loro questa cosa girano le scatole incredibili, perché chiaramente detto abbiamo fatto una brutta figura all'inizio, adesso cerchiamo di essere più probabilmente anche dettati, detto noi questi erano elementi che avevamo, forse avremmo forzato, sapendo che il calcio crea un'opinione pubblica anche abbastanza ormai violenta, ma figurati, quindi prima di mettere una sentenza lì che ci sarebbe stata contestata, quindi serietà di queste persone e professionalità, cioè che un Pinco Pallino in TV dica delle cose e quello un magistrato che ha una carriera trentennale là, ragazzi,
Cioè è come se io voglio pulire il vetro di camera mia e lo faccio con un bazooka, e dice Guido, sei un pazzo, cioè hai distrutto tutta no. Quindi secondo me ci sono andati con questa seconda sentenza con i piedi non di piombo, di piombissimo. Perché? Perché hanno tutti gli occhi puntati addosso e si trovano, e non è bello quello che è successo, minacce di morte, con una pressione sociale enorme, che però è anche sbagliata, perché tu devi dare anche un messaggio di giustizia e equità alle nuove generazioni. Queste sono perse. Noi con i cerebrolisti non possiamo parlare, Valerio. Non li puoi convincere. Per come fai? Cioè, che cosa avverrà? Avverrà che ci sarà una guerra politica, molto probabilmente, che rischia di inficiare un risultato giuridico sportivo. Il rischio c'è, io non sono contemplista, però non posso dire sarà tutto sereno, perché dalle dichiarazioni di direttori di giornale, cioè quando un direttore di giornale finisce su un giornale e si faceva le telefonate compiacenti con quello che diceva no, 7 anni, e il giorno dopo mi fa una prima pagina con quel titolo, io non posso stare sereno, Valerio. Non posso venire qui e dire tutto bene, sicuramente saranno tutte sentenze perfette quella, perché avranno una pressione politica, sociale incredibile. Riusciranno a essere equi per voi non significa che vi ridanno i punti. In realtà molto probabilmente questa penalizzazione è la più piccola rispetto al filone grande del falso bilancio degli stipendi. E quindi ok che c'è il principio di continuità, però se quella è 30 lì è questa è complessa non per come diceva Cruciani, perché è molto chiaro quello che è avvenuto, è complessa perché ci si è messa la politica di mezzo, come sempre, e sappiamo quello che ha combinato in questi anni. È complessa perché questo sistema è stato creato dal sistema, quando il 99% dell'opinione pubblica è formata da un certo tipo di informazione che anche fino all'ultimo giorno dà informazioni che non c'entrano niente. Osimè, perché tutti? E quindi questo mantra. Non possiamo essere sereni. E se ci sarà un liberi tutti, lì saremo scontenti perché avremo la certezza che il futuro prossimo venturo del calcio italiano sarà molto modesto. Il futuro del calcio italiano non sarà modesto perché la Juve prende 5 o 10, diventa modesto se tu crei un sistema che non è trasparente, non è equo, non è giusto e non è appetibile per nessun investitore, perché a questo punto chi ti deve venire a dedicare? Certo, continueranno quelle persone che stanno nei salotti, per quelli che ancora però il futuro è quello, è stagnante. Cioè questa è una grande battaglia sportiva che invece si sta combattendo in maniera, scusa, la domanda è veramente tosta politicamente, e se si fa veramente pulizia, si mettono regole certe, si cambiano pure i dirigenti, si cambiano pure i direttori di giornali, guarda, voi comunque avete scritto, perché cari juventini, voi dovreste fare non la disdetta da Zan, causa chi ha scritto un articolo, le magliette hanno venduto Ronaldo, perché ha detto mi hai scritto un articolo fasullo. È tutto il contrario quello che voi pretendete. Voi pretendete giustizia chiedendo altra ingiustizia, quando la vostra giustizia, se siete veramente tifosi di cuore, tu dici io ci credevo, ho letto quell'articolo, ho speso i miei 2 euro, mi sono emozionato, ho pianto, ho detto mio amore, e oggi scopro che era fasullo. E no, e ti faccio causa perché mi hai scritto una cosa falsa e ne hai diritto. Come Cresciano, invece no, devono disdire per che cosa? Perché nelle trasmissioni TV noi sentivamo Cristiano, l'unico giocatore mai chiamato per nome, no? Nei commenti sportivi. Siamo noi che potevamo dire, scusa, perché tutti i giocatori per cognome e là? Avete sovvertito i valori per disvalori e la legalità per illegalità e viceversa, ma siamo fuori di testa. Quindi non so quello che avverrà, Valerio. Temo un grande pastrocchio, spero in una grande giustizia seria, nel senso c'è stato commesso un reato, quella è la sentenza perché è motivata da un codice sportivo, civile e penale, e poi credo nel potere curativo del carcere, dei servizi sociali. Io non sono un ghigliottinista, per dire. Se invece, come è successo, lo fanno tutti, ancora oggi calciofoni, l'Inter, la prescrizione, ma oggi è stato prescritto. Leggetevi le sentenze. Facchetti chiamava
non per dire mi devi fare la pallina colorata, per lamentarsi che c'era qualcosa che non funzionava e veniva martoriato. Gli chiudevano il telefono e poi chiamavano chi se lei, lo prendevano pure per il culo alla buona maniera che prescritto, non chiedeva di ammonire giocatori già ammoniti. Però l'Inter si è salvata per la prescrizione. Forse sì, dovevano revocare tutti e due gli scudetti per non creare una situazione di malcontento, ma è anche vero che loro hanno saputo, con tutto quello che è venuto fuori, anche di più, che sono stati sottratti in quegli anni troppi scudetti all'Inter. E già quello non era una forma di compensazione. Il problema è che tu non puoi sanare il passato nello sport, no, in realtà non lo puoi sanare proprio nella vita, ma nello sport non puoi tornare indietro. Questa è una mia considerazione solo personale, no? Dovevi revocarli e dire al povero Moratti mi spiace, te la sei beccato, poi li ha vinti dopo. Almeno non toglievi, comunque si sarebbero lamentati perché oggi ancora si presenta con la chiavetta solo perché ha speso 6 euro per comprarsi le azioni della Juve e lo facciamo parlare ancora e la gente ancora gli va presso e lui dice il vero. In America, e vi saluto con questa cosa perché per farvi capire, perché poi viene citata, perché secondo me è assolutamente pregnante. Il 13 settembre del 2022, quindi quest'anno, non 20 anni fa, non Mertens a Crotone, il proprietario, non so CEO, che è Robert Graves dei Phoenix Suns, che è una squadra molto importante dell'NBA, si vociferava che avesse avuto un linguaggio, diciamo, improprio, anche un po' razzista, eccetera. Non è intervenuta la giustizia sportiva. Il commissione dell'NBA ha assunto un investigatore privato per vederci chiaro, investigatore privato. Beh, ha scoperto che effettivamente aveva usato la parola negro in 4 circostanze, anche usato delle frasi un po' sessiste, gli hanno commissionato 10 milioni di dollari di multa. Perché sono sfottoi napoletani. Oggi ho sentito Valerio in radio che siamo noi razzisti del sud e dobbiamo finire questa campagna di odio verso il nord. Io ho detto non ce la faccio. Cioè in tutti gli stati ci devono lavare col fuoco, no, non si può sovvertire, no, ci vuole un po' di dignità. 10 milioni, diceva vabbè Guido, 10 milioni, che è il massimo della multa che può prendere un dirigente. LeBron James con una serie di giocatori ha detto ma state scherzando nell'NBA? Bene, l'NBA ha costretto a vendere i Phoenix Suns perché col razzismo non si scherza. Investigatore privato, però lì non è che hanno detto no, non l'ha detto Cico, lì ma è sfottò eccetera eccetera, è successo. Perciò l'NBA è la lega dominante di tutti gli sport nel mondo. Sbaglieranno pure come sugli arbitri, però cercano di correggere i loro errori. Noi che cosa avremmo dovuto fare in questi anni quando abbiamo subito le peggiori nefandezze linguistiche, cose eccetera eccetera? Altro che 10 milioni di dollari altro che disdette di DAZN e i diritti di distribuire. Credo che insomma il 13 settembre potete trovare sui libri ormai di storia, è in inglese perché non c'è una pagina italiana, però l'inglese bisogna impararlo, chiedete a Valerio, perché ti rende più libero rispetto a Mertens e Crotone di una trasmissione con 5 persone, perché casomai ti vai a leggere New York Times, The Guardian, questa settimana pure il Paris l'Equipe, insomma giornali francesi hanno parlato di questi casi con una narrazione totalmente diversa da quella italiana, dove non c'era anche gli altri Osimhen, cioè stranamente, e pare che la UEFA sia per intraprendere sanzioni diverse, non solo il fatto della squalifica. La UEFA rimane in stand-by perché la situazione è abbastanza delicata, e la chiudo qui, perché sulla spada c'è una spada di Damocle che potrebbe essere anche una richiesta di risarcimento danni per quanto riguarda il fallimento della Superlega. la Superlega, esatto. Sempre Mertens a Crotone, caro Valerio, Agnelli era il capo dell'ECA, quindi non puoi dire non sapeva, il capo, ed era il numero 2 in Europa, il braccio destro del presidente. Mamma mia. La situazione è abbastanza, però ho detto noi ci teniamo quello che abbiamo come campionato italiano, vediamo quello che decideranno. Se decideranno qualcosa di onesto, giusto e trasparente che ci dà speranza per l'avvenire, saremo felici tutti come tifosi.
altrimenti avremo serenamente lo stesso, ma almeno la certezza, veramente la certezza che l'avvenire, soprattutto mi spiace per i giovani tifosi, no? Per l'Ileo, per una Maria Piccola, per Mario, che gli aspettano, come questi 20 anni di bluff, no? Gli aspettano anni di... vabbè, ti faranno Arsenal, ti faranno... anche perché, chiudo veramente, scusate oggi la lungaggine, ragazzi, se come dici, il calcio in Italia chiude, non è l'unico sport al mondo e il calcio pare di essere lo sport più popolare al mondo, quindi casomai non tiferemmo Napoli, peccato, o Genova, o Cagliari, o Juve, cioè, ci tiferemo una squadra della Francia, dell'Inghilterra, cioè non è che non possiamo più vedere il calcio, emozionarci o vedere un gesto tecnico. Mi sembra che Haaland, per quanto non siamo tifosi del City, no? Ci sta facendo emozione, sta battendo record su record, quindi anche questa narrazione, Carlo Valerio, che da mafiosi, quello è un complottista, non Guido, no? Se però voi punite, crolla il calcio. No, casomai crolla la Serie A, se vogliamo pure dire. Sì, ma nemmeno, ma perché? Perché la Serie A non dovrebbe esistere con l'Inter, con la Lazio e con la Fiorentina? Tra l'altro io vi ho spiegato che è una filiera del basso, quindi i talenti te li produce, quindi anche questa diciamo, narrazione è tipica delle associazioni criminali che ti devono spaventare. Non hanno una logica storica, calcistica, sportiva. Un'affermazione di questa, non è che dici io te la dico perché storicamente questo. No, storicamente è esattamente il contrario. Semmai dici tu mi rendi degli anni meno forte e potente, io per 10 anni non potrò lottare per lo scudetto, è un altro discorso. Perché forse casomai comincia a vincere il Cagliari lo scudetto. Però mai sia vincono le altre squadre. Si è creato un cortocircuito in questi 25 anni, questa è la verità. È stato bene a troppe persone e ha obnubilato, possiamo proprio dire, usare questo termine, la mente di troppe altre persone. E ci sono anche persone buone, in buona fede, buone, un po' ignorantone, deboli, che ovviamente si sono bevuti quello che gli è stato raccontato. Se dobbiamo dire quello che è successo. E quindi adesso non ne esci fuori, perché non è punire o non punire, è che tu non puoi cancellare la memoria collettiva, che è una memoria collettiva basata su un imbroglio e basata su un calcio che è diventato molto violento, perché comunque è ingiusto poi prendersene i giocatori che cambiano, ma è stato costruito da voi. Io mi tiro fuori da questo. Questo non era prima negli anni '80, sfottò, cose, cioè, però lì potremmo dire la favola del Cagliari, la favola del Verona, la favola della Sampdoria, qualche volta la Fiorentina, ma la favola del Verona, primi anni '80. Un saluto a tutti i fotografi, torna a studiare, Valerio. Guido Gentile, che trovate sul suo canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza, dove parla, per fortuna sua che è nostra, di cinema. E io vi bacio forte perché devo andare a fare il che fare. Mi ero preparato una cosa ma non so se riuscirò a farla perché siamo tutti obnubilati. State tuned perché non finiranno mai i Gunners. C'era un'idea di fare un paragone tra l'Arsenal e il Napoli di quest'anno. Voglio ringraziare Masked e tutti quelli che hanno partecipato alla live. Io sono andato a giocare a pallone, ho fatto questa cosa qua che però vedi, non è questa, è questa. Amici bellini, ve lo giuro sul Padre Eterno, cioè su Maradona, primo tentativo, non si può ripetere. Iscrivetevi, lasciate like, YouTube, non si vede niente. Questo è meglio che no.